Buonasera bella Ambriana mia. Buonasera bella Ambriana mia. Che paura primavera. Non sai più che ti aspetta e che succede. Buonasera bella Ambriana mia, che nessuno ti butta fuori, nessuno ti butta fuori. Buonasera bella Ambriana mia, riestappita mi filerò. Buonasera bella Ambriana mia, aspettando tempo asciutta. Buonasera chi torna a casa con cuore rutta. Buonasera bella Ambriana mia. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi e passaggi di tempo. Anni al mondo, mille ancora. Bell'inganno sei, anima mia. Anni al mondo, mille ancora. Bella compagnia. Eccoci. Allora, grazie ad Anna Paul e a Gerardo Ferrara per aver aperto questa giornata con la loro musica e parole dolcissime. Chiamo Sandro Montici che insieme a me coordinerà questa giornata di lavori. Grazie a Roberto Loddo che governerà la diretta Facebook.
Allora, questa giornata di formazione c'è stata molto sollecitata dai soci dell'ASAP, dalle persone con le quali noi condividiamo da lungo tempo questo importante impegno per il diritto alla salute mentale, per il rispetto dei diritti delle persone a vivere la propria condizione di vita come chiunque altro. Oggi affrontiamo la questione delle voci. È una condizione che alcune persone vivono, questo non significa che le persone che sentono le voci hanno necessariamente un problema di salute mentale, poi questo i relatori ce lo spiegheranno, ma oggi noi abbiamo voluto fortemente questa giornata perché ci sono delle persone che hanno difficoltà a portare avanti il loro progetto di vita perché sulla questione del sentire le voci e aiutare le persone a convivere con le voci abbiamo grosse difficoltà nel rapporto con i servizi di salute mentale. Nel nostro territorio non si lavora su questo problema. Abbiamo organizzato negli anni diversi incontri, diversi seminari sulla questione delle voci. Abbiamo iniziato con Ron Coleman e abbiamo proseguito con tanti altri formatori. Oggi qui con noi ci saranno Gianni Carusi, psichiatra che ha lavorato per lungo tempo, fino a poco tempo fa, come direttore di un centro di salute mentale democratico, preferisco riferirlo così, nella regione Abruzzo. Roberto Pezzano, psicologo, che ha lavorato anche lui in pensione da pochissimo in un dipartimento di salute mentale della Sicilia, e Donatella Micinesi, che arriva dalla Toscana, che ha una lunga esperienza di conduzione di gruppi di automutuo aiuto tra persone che vivono questa condizione del sentire le voci. Quindi dopo la nostra brevissima introduzione daremo la parola ai relatori in quest'ordine, quindi inizierà Gianni Carusi, prosegue Roberto Pezzano e Donatella Micinesi. Saranno loro poi a dirci come si pensa di condurre i lavori della giornata per far partecipare tutti a questo momento che è di condivisione ma è anche di formazione per ognuno di noi. Sandro? Ho dato un altro microfono. Buongiorno a tutti, felice di essere qui. Brevissimamente un ricordo, come sono entrato qui mi è venuto in mente l'immagine che nel gennaio del 2009, quindi ben 15 anni fa, qui aveva chiuso la campagna elettorale Soru e c'era Lina di Lindin qui, Carnaccioni qui in jeans. Era un momento in cui eravamo molto entusiasti perché dopo gli anni della primavera sarda della giunta Soru, i servizi e la cultura sembrava stesse prendendo decisamente una svolta importante verso il rispetto dei diritti, della dignità e della ripresa delle persone che possono avere dei disturbi. Purtroppo le elezioni furono perse e venne la giunta Cappellacci che mise di rendita perché trovò veramente tanti soldi a disposizione della salute mentale che sono bastati per tutta la giunta Cappellacci e anche per buona parte della giunta Pigliaru. Quindi sono stati 10 anni in cui si è vissuti di rendita sui soldi messi dalla giunta solo di Lindin per rendere i servizi più idonei e adatti a supportare le persone in difficoltà, le loro famiglie e quindi favorire dei percorsi di vita e di ripresa. Purtroppo, dopo la giunta Cappellacci, c'è stata la giunta Pigliaru
che non ha brillato in questo senso, per cui le cose sono andate decisamente peggio, c'è stata una riduzione drastica dei servizi, e poi è arrivata la giunta Solinas con la pandemia e oggi siamo in questa situazione in cui veramente anche la sanità e la salute mentale in particolare non sono assolutamente efficaci nell'essere un punto di riferimento, un punto di sostegno per le persone. Credo che, vista questa situazione e questa iniziativa promossa dall'ASAP, da Gisella, che è veramente instancabile nel continuare a organizzare iniziative per ricordarci tutti che che le cose si possono fare in modo diverso. Per cui in quegli anni gloriosi, 2007-2008, era venuto più volte con Coleman, l'avevo conosciuto, l'abbiamo andato insieme, e aveva colpito un pochettino tutti questa persona che raccontava con estrema franchezza la sua storia, pesante, difficile, e si metteva in gioco. Quello era in qualche modo il modo con il quale si voleva trasformare i servizi per uscire da quello che purtroppo nella maggior parte dei casi ha la predominanza, e cioè esiste la diagnosi prima della persona, esistono i manuali, esiste il farmaco, esistono anche le psicoterapie già programmate, e tutto questo a scapito della relazione vera con la persona che ha un disturbo, ma che ha anche una storia personale, familiare, sociale, e quindi questa modalità di rapportarsi alla persona nella sua interezza è la chiave di svolta che dal punto di vista culturale e anche scientifico dovrebbe caratterizzare i servizi. Purtroppo non è così, però oggi abbiamo questa giornata e quindi ci immergiamo in quello che dovrebbe essere la regola e che purtroppo non lo è. Quindi diamo subito la parola ai relatori. Volevo solo aggiungere una cosa. Quando abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa, abbiamo pensato anche di informare i servizi territoriali di salute mentale, chiaramente non tutti, ma quelli a noi più vicini, pensando che questa giornata si potesse anche condividerla insieme, perché per noi è importante che gli operatori del servizio pubblico di salute mentale abbiano delle competenze per poter affrontare questi problemi che tante persone vivono. Ecco, volevo solo precisare che nessuno dei responsabili dei servizi di salute mentale a cui noi abbiamo rivolto l'invito ha risposto. Quindi adesso iniziamo con Gianni Calusi. Ciao Gianni, buongiorno. Ciao, grazie a tutti. Sono veramente contento di essere qua con voi oggi. Ringrazio Gisella per questa instancabile funzione di proporre dei momenti di formazione. Credo che oggi questo argomento sia un argomento molto molto interessante, molto, che a me personalmente sta molto a cuore, diciamo. E non è una difficoltà solo della Sardegna, è quella di utilizzare, diciamo, delle pratiche, di non utilizzare delle pratiche innovative. È un po' un problema di tutti i servizi italiani, purtroppo. Si sta molto in difficoltà nei servizi pubblici, e benché esistano delle pratiche innovative, consolidate, anche diciamo qualificate, per affrontare alcuni temi, alcuni problemi della salute mentale, non vengono utilizzate, non vengono messe in pratica. Ma questo è un problema generale. È strano, io faccio fatica veramente a comprendere come in ogni branca della medicina, se c'è un avanzamento concettuale e metodologico, viene subito applicato. Che ne so, se uno deve fare la calcolosi biliare, si fa in laparoscopia invece che l'intervento chirurgico tradizionale di resezione dell'addome, viene utilizzata la laparoscopia. In salute mentale questo non si verifica. Se c'è una metodica innovativa, paradossalmente si continua a usare un vecchio modello, e ora lo vedremo, perché in effetti l'argomento della
di quest'oggi ci riporta veramente a questa confusione e a questa contraddizione che è tipica della salute mentale, che non applica le conoscenze nuove che in 20-30 anni sono andate avanti, diciamo, nel tempo. Vi aiuto con un po' di slide. Prego Gisella di interrompermi perché quanto sto andando avanti col tempo, sto sforando un po'. Allora, diciamo, le voci, ovviamente l'esperienza di udire le voci è un'esperienza che riguarda il 4% della popolazione, quindi è abbastanza frequente, diciamo. E le voci solitamente si possono manifestare con delle voci a volte negative, a volte persecutorie, a volte di commento, a volte di critica alla persona che le sente, che le percepisce. Altre volte però ci sono anche delle voci positive, di incoraggiamento, di stima, di supporto alla persona. E questo è un'indicazione importante anche ai fini della terapia. Spesso però l'esperienza riferita dagli uditori è quella di una pesantezza, di un atteggiamento quasi ossessivo delle voci che non liberano la giornata e la mente della persona, addirittura da rendergli veramente la quotidianità insostenibile, insopportabile per certi aspetti. E quindi solitamente, ripeto, sono esperienze sgradevoli, però lasciamoci questa finestra che a volte le voci possono nutrire delle parti di supporto emotivo e psicologico alla persona. Molto raramente, ma accade. E cosa succede? Di solito la persona si vergogna, no? Non dice che cosa prova, che cosa sente, si vergogna di questa sua percezione, quindi tende all'isolamento, a volte addirittura tende a mettersi dei tappi nelle orecchie per evitare di sentire queste voci, o alza la musica per contrastare il rumore delle voci di sottofondo, no? Quindi è un'esperienza percettiva veramente pesante per chi la sperimenta. Però un primo concetto fondamentale negli studi che ci sono stati è che la voce ha una ragion d'essere, nel senso che è una parte del nostro inconscio che tende a esprimersi in quel modo perché non ha altre vie di espressione. Noi sappiamo, insomma, no, dalla psicanalisi che la nostra parte inconscia tende comunque a venire fuori, e la voce è uno dei modi attraverso cui il nostro inconscio ci dice qualcosa, ci vuole comunicare una parte significativa della nostra vita. E questo è un altro concetto importante, cioè che le voci hanno un senso, che le voci ci appartengono, sono nostre, anche se la persona le percepisce come provenienti dall'esterno, in realtà le voci ci appartengono, sono contenuti elaborati dalla nostra mente, quindi hanno a che fare con la nostra storia. Poi lo vedremo in maniera più dettagliata. Non vi sto a ripetere, questo credo che molti di voi già conoscono, no? I famosi uditori, no? Lo stesso Freud udiva delle voci, musicisti come Schumann, alcuni che, appunto, pittori famosi, Giovanna d'Arco, ricordiamoci le voci di Giovanna d'Arco, no? Che la condussero, no? A combattere gli inglesi, insomma, no? Lei si faceva guidare dalle voci, quindi le voci hanno avuto nella storia una specie di, come si dice, via da seguire, era come un'illuminazione per la persona.
quindi non venivano vissute storicamente come negative, ma erano dei contatti quasi spirituali con entità che la persona non riusciva a percepire, ma che potevano guidare la vita della persona. Quindi erano un pochettino addirittura considerate diciamo un fenomeno assolutamente utile alla persona in qualche modo. Allora, salto la parte storica che ne parleranno meglio i colleghi. Ecco, ritorniamo un po' a come vengono inquadrate ora nei servizi di salute mentale. Le voci vengono equiparate a delle allucinazioni uditive, quindi vengono equiparate a delle distorsioni dei difetti della percezione della persona e quindi vengono inquadrate sostanzialmente come sintomo di malattia. E questo è un errore gravissimo, nel senso che inquadrare la voce come un sintomo di malattia significa equipararla, che ne so, no, a un'infezione, a un dolore fisico, a un qualcosa che va eliminato, no? E questo è un primo grave errore che purtroppo la salute mentale e la scienza psichiatrica persegue ancora oggi. Quindi se voi oggi parlate con la maggior parte degli psichiatri vi diranno no, se senti le voci hai una malattia, spesso una malattia psicotica grave come la schizofrenia o un'altra patologia psichiatrica grave, il disturbo delirante, il disturbo anche bipolare o alcuni disturbi depressivi gravi, e quindi la voce, essendo un effetto della malattia, va eliminata perché è negativa. E quindi questo è già un aspetto che ovviamente diciamo porta la persona fuori binario completamente, porta la persona e i familiari che vivono con la persona, li porta completamente su una strada che è, diciamo, falsificante la realtà delle cose. E infatti vengono alla persona che ha alla persona che sente le voci vengono dati forti dosi di neurolettici, cioè farmaci pesantissimi come l'Aldol, il risperidone, l'Ardactyl, l'Abilify, ce ne sono tantissimi, e di solito la persona non solo attraverso questi farmaci non ha l'eliminazione delle voci, ma spesso poi gli psichiatri mano a mano tendono ad aumentare le dosi, con effetti ovviamente negativi sul corpo e sulla mente, no? A causa degli effetti avversi dei farmaci psichiatrici che ci sono e sono tanti. Quindi questo è un aspetto iatrogeno della psichiatria. La psichiatria purtroppo la dobbiamo vedere sempre nelle due facce, no? Se gli interventi sono giusti, la salute mentale aiuta le persone, ma se gli interventi sono sbagliati, come in questo caso, cioè praticamente aumentando le terapie farmacologiche, spesso la persona ha un danno fisico e mentale notevole. Ron Coleman raccontava che lui per 10 anni è stato considerato uno schizofrenico in Inghilterra e prendeva alti dosi di farmaci, fino al punto in cui lui ha detto no, scusate, io mi riprendo la mia vita, non voglio più usare farmaci, me ne esco dai servizi psichiatrici e cerco di gestire la mia sofferenza in un altro modo. Infatti lui si affidò a un gruppo di uditori di voci e iniziò il suo percorso di emancipazione, diciamo, no? Rispetto alla sofferenza. Ma questo discorso del considerare il sintomo come un effetto della malattia non vale solo per le voci, in psichiatria vale per tutti i sintomi, per l'ansia, per la depressione, per il delirio, per l'agitazione. Cioè ogni sintomo in psichiatria ha un senso in rapporto alla storia della persona, in rapporto al vissuto di quella persona, e quindi non può essere ignorato. Il sintomo ci guida
no? Ci dice dove andare a cercare la soluzione del problema, ci dice anche la natura del problema di quella persona. Ecco, questo è quello che ha affermato Marius Rom, che è stato, insomma, il grande propugnatore della scienza e della ricerca sugli uditori di voci. Anzi, io vi volevo anche consigliare questo libro, Vivere con le voci, proprio di Marius Rom e Sandra Escher, che insomma sono stati i maggiori studiosi di questo fenomeno fin dagli anni '80. Ed è assolutamente esaustivo rispetto alle tecniche, alle metodiche che bisogna usare nei servizi pubblici per affrontare questo problema. E questo grave effetto di considerare il sintomo come un qualcosa di come effetto della malattia, in realtà passivizza la persona, cioè la rende praticamente, la mette fuori gioco, cioè non la impegna nel processo di guarigione, ma la fa sentire vittima di una malattia. E come ad esempio, non so, uno può avere l'epatite, può avere un'infezione polmonare, così hai la voce che è una malattia cronica. Questo è un errore, perché equiparare, questo purtroppo è un errore che spesso avviene in salute mentale, di equiparare quelle che sono le diagnosi psichiatriche alle diagnosi internistiche. Scusate questo piccolo inciso. È un gravissimo errore, perché la diagnosi psichiatrica non può essere equiparata alla diagnosi internistica. Se io ho la gastrite, vado a fare la gastroscopia e risulta che io ho la mucosa dello stomaco infiammata e molto rossa, ci sono, insomma, no, delle flogosi in atto. Ma nella diagnosi psichiatrica non c'è nessun correlato biologico, malgrado la psichiatria standard propugni da anni che ci sono dei fattori genetici, che ci sono dei marcatori biochimici. In realtà non si è trovato nulla, né nella cosiddetta schizofrenia, la malattia psichiatrica per eccellenza, né per le forme deliranti, né per i disturbi dell'umore, né per i disturbi di personalità. Non si è trovato dal punto di vista organico nulla. La costruzione diagnostica, questa è una mia opinione personale, la costruzione diagnostica in psichiatria è un'ipotesi medica, ma è un'ipotesi in cui racchiudono determinati sintomi e li mettono e li catalogano in una sindrome, che può essere il disturbo delirante, il disturbo depressivo, il disturbo d'ansia, il disturbo di personalità. Però, ripeto, è un'astrazione medica che dal punto di vista biologico non ha nessun corrispettivo. Quindi, voglio dire, lì c'è un problema di scientificità della diagnosi, che è tutta ancora da stabilire. Ecco, quindi, potendo fare appunto un piccolo schema sulla chiave di lettura delle voci, se noi inquadriamo la voce come una malattia, ovviamente abbiamo un effetto addirittura il DSM, che è il famoso manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che è arrivato alla 5ª edizione, addirittura include le voci come un sintomo principale della malattia della schizofrenia. Cioè la schizofrenia ha un senso proprio perché la persona sente delle voci commentanti in terza persona e così via, no? Quindi è stato messo proprio come criterio di inclusione per fare la diagnosi. E cosa comporta questo? Comporta, come abbiamo detto, una deresponsabilizzazione della persona, deresponsabilizzazione della famiglia, che purtroppo gli viene detto tuo figlio ha una malattia a vita, una malattia grave, la schizofrenia, che gli durerà tutta la vita, non è curabile, si può solo mantenere con i farmaci un pochettino, si va avanti così.
E quello comporta chiaramente capite l'angoscia di una persona che gli viene detto tu hai una malattia cronica che durerà tutta la vita. Anche questo è una falsità, perché non è vero da nessuna parte che la malattia psichiatrica non si cura, però bisogna usare le giuste misure, i giusti interventi, no? Altrimenti se usiamo degli interventi sbagliati che colpevolizzano la persona e la famiglia, a questo punto non ne veniamo fuori. Invece inquadrare l'udire le voci come un segnale di una sofferenza apre un panorama diverso, ovviamente. È una forma, e questo lo diceva molto bene Marius Rom, è una forma di reazione soggettiva della persona a degli eventi di vita accaduti recentemente, ma anche accaduti nel passato. E questo che cosa comporta? Inquadrare l'udire le voci sotto questa accezione significa che noi stimoliamo la persona a lavorare su se stessa, cioè tu devi lavorare su te stesso per capire la ragione delle tue voci, da dove scaturiscono queste voci e che cosa ci vogliono dire queste voci rispetto alla tua vita. E quindi deve iniziare tutta una procedura di analisi della storia di vita personale della persona, analisi delle esperienze avute, analisi delle situazioni conflittuali, analisi delle varie modalità che la persona ha posto in essere per affrontare alcuni nodi centrali delle sue esperienze di vita. Ok, questa la possiamo saltare, anche questo ne abbiamo parlato. Ecco, due parole, ma credo che ci torneranno su anche i colleghi su questo aspetto, cioè quali sono le cause delle voci. Nella maggior parte delle persone, circa l'80-90%, si riscontrano dei traumi spesso di vecchia data, nell'infanzia o nell'adolescenza, no? Traumi tipo maltrattamenti di natura fisica, abusi sessuali, ma anche maltrattamenti o trascuratezze di tipo affettivo, soprattutto la trascuratezza, cioè magari sono persone che sono vissute in famiglia dove era quasi vietato esprimere le proprie emozioni, cioè non avere la possibilità di elaborare i propri vissuti emotivi, no? Ci sono alcuni, anche in certe culture l'abbiamo riscontrato questo, no? In certe culture di alcuni tipi di società o in alcune culture familiari ci sono atteggiamenti di in qualche modo ingestamento dell'espressione delle emozioni, come se fosse un peccato o fosse sgradevole poter esprimere i vissuti delle persone. No? Questo è un grave danno ovviamente, no? alla persona stessa. E poi problematiche sociali, no? Problematiche lavorative, bullismo scolastico, incidenti stradali fanno parte dei traumi che possono portare alla comparsa delle voci. Le uniche cause organiche sono gli abusi di sostanze o gli abusi di sostanze stupefacenti. Ecco, in questo caso c'è una causa organica, cioè l'abuso di alcol o di stupefacenti, che ne so, cocaina, eroina, LSD può portare a la comparsa delle voci. Allora, dicevamo che le voci sostanzialmente sono nella stragrande maggioranza correlate ai problemi che nella vita ha avuto quella persona. Quindi non sono delle voci insignificanti. Le voci sono una modalità del nostro inconscio di esprimersi, ma ci indicano quali sono i problemi che ancora dobbiamo risolvere, che magari non abbiamo ancora risolto della nostra vita. E le voci ci dicono dove lavorare, dove andare a lavorare.
È quindi un meccanismo di difesa la voce, no? Una specie di argine che la nostra mente pone per poter dire: ma guarda che tu sì, hai fatto le tue esperienze, però ancora non ti sei migliorato in questo aspetto. Ci sono ad esempio alcune voci di tipo critico, no? Che molte persone dicono: ho delle voci continuamente che mi dicono che io sono un fallito, che io non valgo niente, che io sono un buon a nulla, un delinquente, un disperato. In realtà la voce si esprime in modo metaforico e a volte provocatorio ad indicare quello che dovremmo migliorare di noi. Probabilmente ci sta dicendo: guarda che devi un pochettino lavorare un po' più su te stesso, perché probabilmente non riesci ancora a esprimere bene le tue potenzialità. Quindi quel sei un fallito, probabilmente potrebbe dipendere da uno stimolo che la voce ci dà a migliorare alcuni aspetti del nostro agire quotidiano. E soprattutto quello che è importante è che appunto queste voci mantengono la memoria delle nostre esperienze storiche. Questo è molto importante, sono un filo di contatto con la nostra storia, anche dell'antico passato dell'infanzia, dell'antico passato di quando eravamo, diciamo, piccoli, no? Anche delle storie significative che noi abbiamo avuto con i nostri familiari, con le persone che abbiamo frequentato, no? nella nostra vita. Ok, questo saltiamo. Ok. E quindi il lavoro appunto che Marius Rom ci ha indicato è che sostanzialmente bisogna lavorare per cercare di dare un senso a queste voci. La voce ce l'ha comunque il senso, siamo noi che dobbiamo interpretarlo, valorizzarlo, capirlo. Ed è un processo lungo, insomma, richiede del tempo, non è semplicissimo fare questo lavoro di significazione sulle voci, perché a volte la voce non è chiara o la voce è contraddittoria, la voce a volte ci possono essere più voci che si mischiano tra di loro, quindi ci creano una confusione, un caos interiore fortissimo, per cui a volte è opportuno fare una mappatura delle voci, cioè catalogare le voci, quindi far esprimere alla persona le voci che sente e i contenuti delle voci, in modo da classificarle, catalogarle, in modo da ordinarle un pochettino e cercare di capire i contenuti che queste voci hanno nella loro significazione, un po' come si dice, un po' nascosta, perché la voce ovviamente non parla in maniera diretta, ma parla in maniera a volte tangenziale, come si dice, no? Un po' criptica. Ok. Quindi mi avvio alla conclusione, perché sennò magari do un pochettino, tolgo un po' di spazio di colleghi e non è giusto, perché la loro relazione è importantissima. E sostanzialmente, invece che agire con il modello di psichiatria classica di eliminare le voci attraverso gli psicofarmaci, bisogna agire in modo completamente opposto, ossia innanzitutto riconoscere che le voci sono una parte di noi, quindi bisogna accettarle. Ok, sono voci brutte, sono voci infamanti, sono voci che ci umiliano, però sono parte della nostra vita, della nostra vita. Quindi invece che eliminarle, invece che cercare di sopprimerle con i farmaci, bisogna imparare a conviverci. Quindi il primo passo è ok, le voci sono mie, quindi io non le posso eliminare, ci devo convivere, mi devo confrontare con queste voci. Questo è il primo passo, quindi accettazione. Il secondo passo
è riconoscere queste voci, i contenuti, quello che dicono. Se mi dice questa voce di un uomo o di una donna che sono un fallito, io devo andare a capire che cosa mi sta ricordando, a quale esperienza passata si riferisce. Magari ho avuto una delusione con una donna, che ne so, con la quale mi sono comportato molto male e mi sta dicendo che mi ricorda che probabilmente in quell'occasione io non mi sono comportato bene con quella persona, o forse ho fatto dei passi non corretti, e quindi ecco, bisogna assolutamente in qualche modo cercare di capire i punti che la voce ci indica che dobbiamo correggere, e dialogare con le voci, quindi non solo ascoltarle, ma cercare di sentire e di capire quello che, anche se a volte, ripeto, è un po' confusa la voce, però comunque cercare di capire i contenuti nelle varie fasi temporali in cui si presentano. Quindi l'obiettivo è cercare di cambiare poi la relazione con le voci. Se ad esempio abbiamo delle voci che ci assillano tutta la giornata, nel momento in cui non le accettiamo, quindi parliamo con loro in maniera tranquilla, non cerchiamo di eliminarle, non cerchiamo di metterci tappi nelle orecchie, non cerchiamo di alzare il volume della radio per non ascoltarle, dice io ti ascolto voce, però ti posso dare un orario, puoi venire dalle 5 alle 7 del pomeriggio, perché nelle altre ore io devo lavorare, ho altri impegni. Cioè cominciare a dare diciamo così, dei limiti, dei range nella relazione alla voce, perché la voce è opprimente, la voce è imperativa. E infatti Coleman sosteneva che noi dobbiamo riprenderci il nostro potere decisionale rispetto alla voce, perché la voce si può sostituire alla nostra volontà e farci commettere anche delle cose sbagliate. A me sono capitati pazienti che avevano voci aggressive verso altri e spesso hanno commesso degli atti aggressivi verso altre persone, no? Tipo va da quella persona e dai un pugno in faccia, no? Si arriva a questi livelli, no? Quindi quando ci sono queste voci imperative che ci dicono di commettere qualcosa di veramente così pericoloso, sbagliato, e lì bisogna stare molto attenti, dobbiamo riprenderci il nostro potere decisionale e sfidare anche la voce. A volte ci sono delle voci che ci dicono guarda che se tu non fai quello che ti dico io la tua famiglia morirà. Ci sono delle voci che dicono questo e lì bisogna sfidare la voce. Cioè, ok, io non faccio quello che dici tu, accada quello che accada. Poi la persona si mette a letto, dorme e si sveglia il giorno dopo e capisce che la sua famiglia non è morta. Quindi, voglio dire, bisogna anche utilizzare delle prerogative di riprendere la guida della nostra vita in base alle nostre scelte. Infatti Coleman parlava molto che è fondamentale che la persona ricominci a fare delle scelte sulla sua vita, perché lasciarsi guidare dalle voci è sbagliato, perché ovviamente la voce può variare e può dirci delle cose inesatte. Un'altra strategia, ad esempio, invece è quella di seguire le voci positive, che ci sono. Ci possono essere tra una decina di voci che ci assillano la nostra mente, ci può essere un'unica voce positiva e noi dovremmo seguire, per risolvere il problema della voce, potremmo affidarci a quell'unica voce positiva che ci dice ma no dai, esci, fai un po' di attività fisica, magari riparla con qualche amico, forse ti sentirai meglio, magari prenditi un po' di tempo per te, fai qualche hobby, no? Questo tipo di voce va ascoltata in qualche modo.
Quindi sostanzialmente la prospettiva è quella di, ripeto, accettare come primo passaggio l'esistenza della voce come parte di noi, della nostra storia, capire a quale parte della nostra vita quella voce si riferisce, a quale esperienza, a quale fase della nostra vita quella voce si può riferire. Goleman parlava che alcune voci si riferivano a dei parroci che nella sua prima adolescenza, prima infanzia avevano abusato di lui sessualmente, quindi sentiva queste voci imperative che lo maltrattavano, diciamo, no? E lui poi riuscì a capire che si riferivano alle persone, a questi parroci che avevano abusato di lui, no? E poi ovviamente una volta potuto capire la natura e la percezione dell'area di vita a cui si riferisce la voce, è più facile che la voce, in qualche modo, nel momento in cui la persona capisce a quale area della propria vita si riferisce, la voce comincia a cambiare aspetto, e da negative le voci possono trasformarsi in positive, o da voci di critica possono trasformarsi in voci più dolci, più suadenti, o addirittura in voci positive. Quindi, o addirittura continuare a sentire la voce non scompare, la voce può anche scomparire, spesso quando la persona ha capito il significato a cui si riferisce la voce, spesso la voce scompare da sola, ma può anche non scomparire, ma comunque diminuire di intensità, e quindi permettere alla persona di continuare a convivere con la voce, perché non costituisce più un'angoscia continua per la sua vita. Questo è un percorso naturale, questo è un percorso ecologico, questo è un percorso di salute della persona, e se familiari, persone uditori di voci e operatori si mettono insieme a lavorare in questa tipologia di metodologica, sicuramente il problema viene risolto senza l'effetto iatrogeno dei farmaci psichiatrici. Ecco, lascio la parola. Roberto, un attimo. Sì, certo. Ah, sì, se si può cambiare. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Hai mai lavorato? Hai mai lavorato in una piccola, in una grande fabbrica? Hai mai lavorato? Oh, guardate là, ce n'è uno che è sdraiato, che riflette, sta pensando. Oh, guardate là, ce n'è uno che è sdraiato, che riflette, sta pensando sul lavoro. Come mai? Pensa sul lavoro. Perché pensa sul lavoro? Perché pensa? Oh, vado a vedere.
C'è uno che è sdraiato, che riflette sul lavoro, ma certo, è caduto sul lavoro! E buona giornata, buon lavoro, buona giornata, buon lavoro per noi che lavoriamo proprio tutti, per noi che lavoriamo proprio tutti, buona giornata, buon lavoro, buona giornata, buon lavoro, buona giornata. Amicone carissimo, tornando a casa dopo un'altra stimolante giornata di lavoro, attraversando questa ridente pianura punteggiata di capannoni, zone industriali e incroci e rotatorie, tutte perfettamente uguali, a volte una soffice coltre di atmosfera grigio-lattea che attutisce ogni apparenza. Camminando in questa limpida notte stellata, fatta di case, di tetti, di luci e di lampioni, frequentando come un clandestino questa città fatta di strade, tombini e di insegne illuminate. Il sapere di non sapere se esisto veramente qui oppure altrove mi spinge alla ricerca di un equilibrio più solido e profondo e finalmente, solo di fronte all'assoluto, scopro che per sapere se esisto veramente se esisto, almeno in questo istante, il mezzo più sicuro è pisciare contro un muro. Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono impotenti. Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri che remano su navi inesistenti. Ci crediamo liberi, ma siamo schiavi. Rumorosi andiamo per le strade, alzando solo polvere. Si solleva la polvere del branco, si solleva la polvere del branco, accanite misteriosa, accanite misteriosa. Roberto, a te. Vai, Roberto, vediamo le luci a Roberto, le slide, eccolo. Le mie coperte di Linux. Puoi allargare l'immagine?
era sicuramente significativo. E per non ripetere le stesse cose di Gianni, anche perché dare un senso alle voci era lo strumento più importante. Tre esempi. Un ragazzo dopo 1 anno di gruppo non riusciva a capire le sue voci che senso avevano, perché loro gli dicevano di masturbarsi davanti al balcone, quindi fu anche denunciato perché nessuno lo vedevano. Questa storia non si capiva. Dopo 1 anno e mezzo di lavoro ci disse, quando era 12 anni, a scuola era stato violentato, abusato di bagno. Aveva un senso, era logico, aveva un senso. Un altro ragazzo aveva la voce del diavolo, che lo torturava continuamente. Era gay, era una famiglia cattolicissima, perché immaginate il diavolo e la chiesa, cosa poteva significare per lui. Altro esempio di un significato delle voci. Ieri, 2 giorni fa, ho visto un ragazzo, un giovane, che stavo seguendo con le voci, e mi dice, sento la voce di Federica, di questa ragazza che ora è cresciuta, era quella che io a 5-6 anni ero innamorato, la mia prima esperienza affettiva era innamorata di questa ragazzina. E ora è grande. E io ho detto, certo, scusa, se tu eri innamorato, te ne sei portato dentro, ora è cresciuto insieme a te. E quindi non ci avevo pensato che questo aveva questo significato. Quindi dare significato alle voci diventa estremamente importante. Quindi si dà un senso, e se ha un senso può affrontarle meglio e può gestirle meglio. In sintesi. Vedete questa immagine? Quello l'ho scritta io, non l'ha detto Linus, non l'ha detto Lucia, ho cambiato io le parole, che significa in un servizio di salute mentale quanto questo sia importante. Cioè già questa slide avrebbe un dibattito enorme all'interno dei servizi, no? Che si introducono, no, cosa mi è successo nella mia vita per cui sono arrivato qui? E c'è una storia che apre dei canali enormi, no? Apre tante cose rispetto alla tua storia personale. Ad esempio, noi operatori, psichiatri, psicologi, non entro in merito per le figure professionali, difficilmente chiediamo, quando sento le voci, ma tu le senti, possiamo parlarne? I psicologi spesso lo mando dallo psichiatra, perché sicuramente il medico lo segue lo psichiatra. Il psichiatra, se sai che sente le voci, dà i farmaci, quindi rimane tutto quanto lì. Nel nostro gruppo, quando io chiesi, ma quando hai sentito le voci, a chi l'hai detto per primo? Agli operatori no. A qualche amico sì, a qualche genitore forse ci ha provato, ma se le teneva per sé. E tutto sono ragazzi, persone che arrivano di al psichiatra, al psicologo, che o gli aumentano la terapia o fanno un lavoro sicuramente diverso. Quindi è un problema notevole, perché le persone sul lavoro sono tante. Tra l'altro, per ricominciare con alcune cose importanti su cui bisogna ricordarsi, Max Rom, che è lo psichiatra olandese, che è scappato il capostipite insieme alla moglie, le voci, il studio delle voci nacque perché lui aveva una paziente, Betsy, che sentiva le voci e lui non riusciva ad aiutarla con i farmaci, con i colloqui di psicoterapia, con tutto quello che è possibile, le voci non se ne andavano. E questa cosa a lui gli rimase in testa. Tra l'altro ebbe la fortuna di partecipare a un programma televisivo in cui si parlava delle allucinazioni uditive e lui chiese attraverso questo programma di telefonare a lui tutte le persone che sentivano le voci per capire un po' com'era il mondo delle allucinazioni. Gli arrivarono 300-400 telefonate in cui fece la schermatura di quelle che erano voci in cui le persone andavano ai servizi psichiatrici e c'erano persone che sentivano le voci e non andavano ai servizi psichiatrici perché erano voci positive, perché erano voci che aiutavano le persone. Quindi questo per lui diventò uno strumento di dire che le allucinazioni uditive non sono automaticamente sintomi di schizofrenia o di psicosi, perché sono persone che sentono le voci e non arrivano ai servizi. E vi dico che ce ne sono tante che sentono le voci del Papa, del Santo o dell'amico, dell'amica, che sono voci positive per cui ci convivono in maniera naturale, se li portano dentro, quindi questo non è automaticamente un sintomo psicotico. Quindi questa cosa per lui aprì un canale enorme e cominciò a lavorare in maniera diversa. Ron Coleman, non si famoso Ron Coleman, lui fece tanti anni di psichiatria nei servizi psichiatrici. Un giorno un'infermiera, che poi diventerà la moglie, che è Karen, gli disse: c'è un gruppo sotto che fa il gruppo di sentire le voci, perché non ci vai? Lui andò lì e lui si aprì un mondo enorme rispetto a questo modo di affrontare le voci. Poi Ron Coleman diventò
anche formatore, quindi per dirvi come questi sono elementi importanti di come il lavoro in gruppo diventa estremamente significativo. Altre persone, io ho conosciuto Rufus May è un altro psicologo che sentiva le voci, sentiva che aveva il microchip in testa. Dopo anni di lavoro, è diventato psicologo, lavorava nei servizi pubblici a Londra e ora fa tutto un lavoro di formazione con l'uso di voce. Jack Dillon, un'altra uditrice di voce, che la sua esperienza è drammatica. Lei aveva 2 genitori pedofili e quindi a casa sua la pedofilia era un elemento veramente sempre presente. E lei, tra l'altro, ha scritto anche un bellissimo libro sulla dissociazione come elemento difensivo rispetto alla sofferenza. Per cui lei raccontava quando in famiglia c'erano queste grandi e bruttissime esperienze, lei si dissociava come se il suo corpo non ci fosse là dentro e quindi era un meccanismo suo per salvarsi dalla sofferenza di quello che succedeva. Quindi come vedete come diventa estremamente importante saper lavorare. Anche Ron Coleman, quando diceva di pensare di camminare per strada, se parlava con la voce, usava il cellulare spento, no? Quando camminava per strada parlando con la sua voce, aveva il cellulare spento. Perciò ognuno trova le sue strategie per affrontare questo tema. Quindi come vedete le cose sono estremamente importanti. Un'altra ragazza che ho seguito per 9 mesi, che aveva una diagnosi di psicosi, quindi già certificata dall'ASP, eccetera, quindi tutto quanto, dopo 9 mesi non sente più le voci perché ha riconosciuto la molestia che aveva subito da un mago, perché a quei tempi c'è qualche famiglia che quando vede i figli che non stanno bene li manda dai maghi, dagli esorcisti, e questo qua abusò di lei. Quindi la sua voce maschile aveva un senso. Quindi come vedete queste cose fanno parte della storia della persona. Ma noi operatori chiediamo le storie alle persone? Mi sembra che in certi momenti nei nostri servizi questa cosa sia un po' negli ultimi anni messa un po' da parte e le storie non esistono, quando invece la storia è significativa per affrontare il mondo delle voci. Ok, vediamo se riesco. Come faccio ad andare avanti? Mi metti la... Ma non ci va. No, questo è l'articolo che ho scritto, io non voglio andare avanti. Ah, ok. Mi metti quello che ho detto io, la quarta. Questo. Sì, Gianni l'ha fatto con i nominativi. Quindi sono le voci delle persone che sono importanti. Sì. Va bene, nel frattempo io continuo. Sì, scusa, Ah, devo fare. il sistema del volo. Ti preoccupare, tranquillo. Allora, io a differenza, ci sono tante cose che potremmo poi anche aggiungere, ma per non stancare la persona, una parte che mi riguarda in particolare, perché io sono un operatore che ha sempre lavorato con i familiari. Quindi il mio lavoro con i familiari è stato sempre la priorità. Noi abbiamo i gruppi multifamiliari, abbiamo lavorato sul dialogo aperto e quindi anche con le voci abbiamo fatto tutto un lavoro con i familiari rispetto a quello che significa. Voi pensate quando un familiare si va avanti? Prova tu con il puntatore. Verso giù. Aspetta, io sono un po' imbranato, dov'è la... È giù. Ok, provo io un attimo. Aspetta, no. Ma mi dà più il coso. Vai avanti. Sono andato io. Prova tu adesso. Ok, ora stai facendo. Ok. È andato, dai. Ok. Ok, vedete tutti questi personaggi di cui poco fa lui ha messo i nominativi, ma questi sono quelli che abbiamo fatto le foto, trovate con McCarthy, Picasso, trovate Beethoven, Sartre, Virginia Woolf, sono tantissimi, Zidane, poi c'è quel cantante,
l'attore, quindi come vedete tutte persone che sentono le voci. Ok. Allora, voi immaginate quando una famiglia o una mamma o un papà vede il proprio figlio che sente le voci, che sta parlando da solo e quindi diventa terrorizzante, no? Per cultura, per quello che significa sentire le voci, e quindi è estremamente complicato. Mi metti a lavorare con i familiari? Sì. Ci sono tante slide, tante cose, quindi alcune volte devo sintetizzare perché sono tante. L'altro PowerPoint su lavorare con i familiari. Voi pensate che come cultura, purtroppo, la cultura è che le persone che sentono le voci sono matti. E quindi la prima spontanea reazione di un familiare è che mio figlio è matto. Mio figlio è fuori di testa. Mio figlio sta malissimo. Mio figlio non riesco a capirlo. E quindi comincia ad arrabbiarsi, comincia a non comprendere, comincia a dire ma tu perché, cosa è successo, cosa ho fatto io, cosa abbiamo fatto noi, si apre un'angoscia enorme nelle famiglie, perché culturalmente la storia ha sempre dato significato, perché sente le voci è matto, quindi anche vedendo i giornali, vedendo il mass media, tutto quello che dicono, questa connotazione dà questa idea che le persone che sentono le voci sono mazze, sono pazze. E quindi la famiglia, questa cultura, non per colpa sua, ma perché queste è quelle per anni e anni hanno mostrato tutto il mass media, tutti i giornali, i libri e quello che è quant'altro. E quindi la famiglia si trova veramente di fronte a un grave disagio, un grande disagio. Io conoscevo, questa è una storia vera, conoscevo un papà che era un chimico, lavorava in chimica, lavorava in industria, e per lui era impossibile pensare che suo figlio sentisse le voci, perché da chimico pensava che solamente la chimica è importante, quindi per lui era impossibile pensare che lui potesse sentire le voci essendo un chimico, no? Ma questa storia è vera, quindi si arrabbiava moltissimo con suo figlio. Oppure la mamma che dice al figlio mentre sente le voci, stai attento, mettili da parte, non li ascoltare, e il figlio si incazza ancora di più, perché lui li sta sentendo passare male. Come fai a dire non li ascoltare? Gli ascolti ci sono, quindi non puoi negarle. Quindi il primo passo della famiglia è di accettare che il figlio sente le voci e le sente veramente. Quindi dire a un figlio non li ascoltare, non ci fare caso, distraiti, fare comunque altra cosa, non serve. Quindi ai familiari bisogna dire che prima devi riconoscere che tuo figlio le sente e le sente veramente. Vabbè, questi sono più dati che io. Paul Baker è un infermiere professionale inglese che fu uno dei primi formatori in Inghilterra insieme a Ron Coleman. Lui è un infermiere, aveva il fratello uditore di voce, e quindi anche lui iniziò questo percorso. Ha fatto anche un piccolo manuale che io ho tradotto in italiano, Paul Baker, se volete poi vi do un po' di materiale. Non le leggo perché già ho fatto abbastanza danni. Questo è quello che cominciamo a lavorare con i familiari, che se il vostro figlio comincia a fare un percorso di guarigione, di recovery, direbbe qualcuno, anche i familiari in questo percorso ci devono stare dentro. Cioè non possiamo lavorare da una parte e lasciamo i familiari che continuano a non capire, a non comprendere. Quindi anche i familiari devono fare un percorso insieme al figlio. Quindi quando i servizi dicono che io faccio una cosa e quello ne fa un'altra, non è così. O integriamo le cose, o è estremamente difficile settorializzare, frammentare gli interventi. Quindi lavorare con i familiari, lavorare anche con i figli, se è possibile nella stessa integrazione. Quindi anche i familiari si mettono in gioco. Quindi quando parliamo delle persone che sentono le voci, avere accanto dei familiari che comprendono questa cosa è il primo mattone che aiuta.
perché se un ragazzo che sente le voci e sa che mamma e papà comprendono questa cosa, è già un primo passo avanti. Cioè fa stare meglio la persona che sente le voci, perché sa che accanto a sé ha delle persone che comprendono. Quindi che dire, tu non capisci niente, tu sei matto, tu sei folle. Infatti che io so che tu le stai sentendo, aiuta a abbassare l'ansia alla persona che sente le voci, aiuta a relazionare meglio con te, papà o mamma. Quindi questo è una cosa, altro primo passo avanti. Allora, i problemi di salute del figlio, i problemi di salute mentale del figlio hanno conseguenze nella sua famiglia. Banale, ma vero. Anche i familiari dovranno fare un percorso, il viaggio è personale ma anche condiviso. Quindi quello che vi ho detto prima è in questa slide. Al momento in cui si sentono le voci, vi dicevo prima, la famiglia crolla, no? È una cosa che... Immaginate un ragazzino di 16 anni, 17 anni che sente le voci. Adolescente, no? A me mi è successo. A me mi è successo di trovare... io ho seguito un ragazzino di 14 anni in neurologia infantile che sentiva le voci dalla vicina. Disturbante. Io ho fatto un lavoro, però era transitorio questa voce. A quell'età può essere anche che sia una cosa transitoria, che poi se ci lavori un po' poi esce via. Cioè va in un percorso di guarigione e non si presenta. Però c'è tutto un lavoro che ha fatto Sandra Escher, la moglie di Marisol Rom, che ha fatto tutto un lavoro sugli adolescenti e con i bambini che sentono le voci. Sono delle belle cose per gli articoli. E quindi la domanda che ci poniamo sempre come familiari è: perché reagiamo così quando scopriamo che un nostro familiare sente le voci? Perché automaticamente, senza che noi ci rendiamo conto familiari, pensiamo che sia matto, cioè automatico, di colpo. Mio figlio sta malissimo, l'angoscia sale continuamente, perché abbiamo questa cultura negli anni che abbiamo, come dire, introiettato, e quindi questa cosa è normale, è umana, nessuna colpa per i genitori, è umana. Allora bisogna cambiare alcune cose. Vedi? Sono più impostazioni fatte dalla medicina, dalla società rispetto a questa tematica importante, no? Quindi rispetto a quello che sono le voci. Allora, il lavoro che abbiamo fatto con questi familiari, erano i familiari del gruppo che noi avevamo, quindi anche i familiari sono stati seguiti, sono stati aiutati, sono tutti questi temi che nel gruppo si presentano. La rabbia, l'impotenza, l'incapacità, sulla follia, sulla paura. Quindi immaginate, sono temi che nelle famiglie queste cose sono sempre presenti quando si presenta un grave problema come quello di sentire le voci. Quindi anche questo va fatto tutto un lavoro rispetto a questo lavoro con i familiari, su questi temi che sono sempre presenti nella famiglia. Non è semplice, lo dico, però si deve fare. Se vogliamo trovare una famiglia che abbia capacità di contenere, di accompagnare, di comprendere le persone che sentono le voci. Lo posso garantire che noi abbiamo avuto dei familiari con cui poi quando il figlio diceva la voce mi ha detto che papà e mamma sono morti, succedeva spesso, i familiari si relazionavano in maniera diversa, perché poi lo chiamavano, noi siamo qua, non ti preoccupare, siamo vivi, e questo aiutava tantissimo a capire che noi siamo qua, ci siamo, perché sappiamo che tu senti le voci e ti comprendiamo, e quindi questo rassicurava la persona che sentiva le voci. C'era un altro ragazzo che aveva la voce che gli diceva che doveva farsi arrestare e andava a carcere di Catania, andava a carcere per farsi arrestare, non andavano a prenderlo, andavano a carcere, parlando anche con le guardie per evitare che lo arrestassero, perché poi non aveva fatto niente. Quindi immaginate quante cose anche brutte. Un altro ragazzo si è defenestrato che la voce gli ha detto di buttarsi dalla finestra. Queste sono quelle cose veramente drammatiche. Però anche là si è fatto un lavoro affinché questa cosa poi avesse un significato, un senso, ed questa persona sicuramente la sta bene, il fidanzato sta lavorando. Anche su queste cose che si pensa che sia impossibile uscirne fuori, no? È possibile, non si può fare. Ci sono ragazzi che sentono le voci attualmente, che lavorano e che si fidanzano, quindi su questo ve lo posso garantire, non lo dico io, è la loro esperienza, è possibile, si può fare.
quindi non pensate che queste cose non abbiano capacità di ripresa, ma questo dipende anche dalla nostra cultura degli operatori, soprattutto, perché se lavorassimo in maniera diversa questa cosa ci sarebbe molto più vicino, molto più d'aiuto. Non negare le voci. Papà e mamma non devono negare. E c'era una mamma che diceva sempre a suo figlio che sentiva la voce che stava male, stai zitto, non l'ascoltare. E lui si arrabbiava sempre di più. E la mamma diceva, ma perché si arrabbia? Signora, ma se lei le nega, mentre lui se li sta sentendo veramente, cosa fa? Io mi arrabbio, perché tu non credi in me, non credi che io le sento, quindi ogni familiare deve dire che le sento, anche se fa star male questa idea di pensare che mio figlio sente le voci, perché poi quello è quello, è l'angoscia che mio figlio sente le voci che per me quindi sta molto male, senza giudicare. Ok, vado avanti perché sennò... questa è una slide che ogni volta è estremamente delicata, quando l'abusante è un familiare o un vicino di casa. Io ho due ragazzi che sono abusati dal vicino di casa, perché papà e mamma andavano a lavorare, quindi lasciavano il ragazzino, il bambino dal vicino di casa, ed è stato abusato. Quindi, e qua si apre un argomento estremamente delicato che io ve lo dico, ve lo accenno, ma non entro in merito perché è abbastanza significativo. Quando l'abusante è un familiare, quando è uno zio o un nonno, che è capitato, una volta c'era una bambina che andava a scuola in un paesino dove lavoravo e lui passava davanti alla casa del nonno e il nonno la chiamava a distanza, non vi racconto, era il nonno. Quindi quando l'abusante è un familiare è estremamente difficile, perché se lo racconti la famiglia o nega o tu, raccontando quella cosa, metti in crisi tutta la famiglia e dentro è una cosa tremenda. Quindi è un tema molto delicato quando le voci riguardano che sia un abuso familiare. Su quello bisogna fare attenzione, bisogna lavorare in maniera delicata e stare molto attenti su questa cosa. Però esiste. Zii, nonni, ci sono. È uscito un bellissimo libro, se vi interessa, di una donna che racconta l'abuso del suo patrigno per 6 anni. Tra l'altro è un libro che andrà a partecipare al premio Strega del 2024 e racconta questa storia di questo patrigno per 6 anni l'ha violentata e quindi fa tutta una serie di attenzione. È un libro da leggere perché ti fa capire come la gestione dell'abuso, come ci puoi lavorare e cosa significa per chi l'ha vissuto in prima persona. Però è una cosa estremamente difficile, ma ci sono queste esperienze di parenti che abusano. Se avete paura delle voci, è probabile che vi focalizzate sulla paura delle voci e non sui significati che le voci hanno. Quindi diventa importante, ribadiamo il concetto di significato delle voci. È importante cercare di comprendere e che significato hanno. Una cosa che abbiamo insegnato anche ai familiari è che quando si fa il lavoro col gruppo, oppure con la singola persona, la mappatura che diciamo, a parte il maxi, la mappatura che facciamo quando sono nessa la prima volta, e che sesso hanno, e che età potrebbero avere, se sono persone che tu conosci, se è una voce che tu la riconosci, se sono voci che tu non riconosci, se è una voce di bambino, se è una voce di un adulto, se è una voce di una persona di media età, che nome possono avere, si fa tutta questa mappatura affinché si riesca a dare un senso, un significato a tutto questo. Quello che lo diciamo anche ai familiari, nel momento in cui la persona può sentire le voci, il familiare può dire: mi puoi dire cosa si stanno dicendo in questo momento? Senza spaventarsi. E dire, cosa stai sentendo? Mi puoi dire chi è la voce che tu stai sentendo? Perché si può chiedere. Un familiare può farlo. Poi se il figlio ti risponde, bene. Se non ti risponde, però in casa hai riconosciuto che sente le voci. È sempre un atto terapeutico, tra virgolette, il fatto che papà o mamma glielo chiede. E quindi se il figlio risponde, bene. Questo abbassa anche lui l'ansia e la paura dei familiari. Quindi si può chiedere. Come si può chiedere? Questo lo dico perché l'ho fatto e mi assumo la responsabilità. Io ho chiesto a delle persone: posso parlare con la tua voce? L'ho fatto. Più di una volta la voce mi ha risposto,
e mi ha chiesto se potevo parlare con la sua voce e abbiamo interloquito. Altre volte la voce ha detto no, con te stronzo non ci parlo. Allora, beh, ci sta anche questo. E tu pensi, noi operatori, quando pensiamo questa cosa, ci sembra una cosa un po' folle di poter interloquire con le voci. Secondo me questo è possibile, farlo si può fare. Oppure io chiedo, in questo momento che noi stiamo parlando, sento le voci? No, mi fa piacere, quindi anche tu comprendi che in questo momento non le senti, quindi apprezza e valorizza che in questo momento non le senti, che non è legato solamente perché ci sono io, perché sei tu che stai lavorando in maniera diversa. Quindi non pensate che sia una cosa folle quando l'operatore può chiedere, posso interloquire con le tue voci? Si può fare, si può interloquire. Io ho parlato con le voci, mentre io facevo la domanda, lei rispondeva con la sua voce mi parlava. Quindi non c'è niente di strano, niente di fuori dal mondo su alcune cose. È una questione proprio anche di cultura, di paura rispetto che abbiamo noi rispetto a questo mondo. Questo è che quello che ripetiamo, le ansie dei genitori, abbassatele un po' e quindi accettatele, quelle che sono le vostre difficoltà, e quindi potete chiedere ai familiari tutta una serie di domande che aiutano. Fate foto che io ve la lascio. Questa è l'altra cosa, fate le foto per voi familiari è importante perché vi aiuta a comprendere che si può vivere, riconoscere, si può vivere anche in maniera armoniosa se uno sente le voci che sono diventate voci probabilmente anche positive. Noi nel gruppo avevamo una ragazza che sentiva delle voci bruttissime, dopo anni di lavoro le voci sono diventate positive, sono state buone e quindi la accompagnavano, non erano così distruttive. E quindi è possibile che se ne possono andare. Una cosa che magari io lo dico, ma non sono io, lo dicono molti psichiatri, che l'80% delle persone che sentono la voce, anche se assumono farmaci, le voci non se ne vanno. Si abbassano di tono, ma non se ne vanno. Poi c'è magari il 20% della fortuna che se ne vanno se prendono farmaci, però la statistica dice che l'80% non se ne vanno. Quindi su questa cosa uno può dire, lavoriamo anche in maniera diversa, non solamente con i farmaci. Riuscite a fare queste cose come familiari? È un grande lavoro che potete fare. Che potete fare, no? Che ti dici Donatella? No, cioè leggevo la signora non voleva bene. Non è che vi sostituite per noi operatori che lavorano in maniera diversa, però se siete a casa potete farlo quando non ci sono gli operatori presenti. Perché noi purtroppo c'è una bellissima slide di un collega inglese che dice: noi operatori arriviamo alle 8, timbravate, io timbravo, ora non più, alle 14 siamo andati via. La famiglia vive il disagio 365 giorni, festivi compresi, mattina e sera. Allora, questo deve essere chiaro. Poi, non è chiaro per tanti operatori, per cui poi magari vedono che le famiglie sono incazzate, sono arrabbiate, ma pensate quanto carico c'è di difficoltà alla famiglia, quindi quante volte ti chiede l'aiuto dei servizi, magari i servizi corrispondono, vabbè, ci vediamo fra una settimana, ci vediamo fra un mese, ci vediamo fra 6 mesi. Vabbè, questo è un lavoro che fa per un altro gruppo, quello di lavorare con le voci attraverso tutta una serie di attività grafiche che fanno. Il gruppo della Contini, di Cristina Contini, lavora molto su questa modalità grafico-pittorica rispetto alle voci, rispetto a come rappresentarle graficamente con alcune attività appunto di grafica. Allora, questa è la differenza tradizionale, no? Le persone che riescono ad affrontare la voce come si sentono? Più forti,
esprimendo voci più positive, le voci comandano meno, pongono più limiti alla voce, ascoltano le voci selettivamente, sperimentano un sostegno maggiore da parte degli altri, comunicano più spesso a proposito delle loro voci. Chi non affronta le voci, come si sente? Più deboli, sperimentano voci più negative, le voci le comandano di più, non riescono a porre limiti, non cercano di tecniche di distrazione, comunicano di meno a proposito delle voci. Quindi questo è quello che vive la persona che non riesce a padroneggiare, a fronteggiare le voci. Infatti gli audiologi dicono che non è mandare via le voci, è di poterci fronteggiare, poterci convivere senza che questi rendano e millimetrano la propria vita. Cioè uno può sentire le voci e può fare la propria vita in maniera dignitosa, avendo la capacità di comprendere, di gestirle, di fronteggiarle e di affrontarle. Perché un tema estremamente importante è quello della paura di fare quello che le voci ti dicono. Quando la voce dice tagliati, io dico sempre, ma la voce ti può tagliare realmente? Cioè fisicamente la voce viene e ti taglia? Lui mi fa no. Allora sei tu che puoi decidere di non tagliarti manualmente, di prendere il coltello. Se tu ascolti la voce, ti ascoltando la voce ti tagli tu, ma sei tu che prendi il coltello e ti tagli. Quindi si può lavorare in maniera diversa. È un tema abbastanza particolare, soprattutto in quelle condizioni in cui la voce chiede di fare delle cose non piacevoli. Su quello poi diventa estremamente particolare, ma bisogna proprio lavorarci. Allora, questo è non perdere mai la speranza, questa è Einstein. Il pregiudizio qual è? In salute mentale con le voci, che sono tutti quanti matti, è un pregiudizio quando non è così. Quindi cerchiamo di affrontarlo meglio. Oggi magari potremo fare alcune cose, io ho sintetizzato perché sennò diventiamo veramente noiosi, quindi aspettiamo che la gente che qua possiamo relazionarci, possiamo fare anche delle cose carine insieme, perché anche l'esperienza emotiva diventa importante, non solamente ascoltare linguaggio, ascoltare slide, che poi diventiamo tutti quanti noiosi, ma facciamo delle cose in maniera interattiva, ci aiuta molto di più. Ok? Grazie. Ma cos'è questa nuova paura che ho? Cos'è questa voglia di uscire, andare via via? Ma cos'è questo strano rumore di piazza lontana? Sarà forse tenerezza, un dubbio che rimane. Ma cos'è? Questa nuova paura che le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Contemplare è un modo di prendersi cura e demolire tutto ciò che noi assomiglia ad un'abilità o anche ad un'attesa o a un progetto. Guardare e commuoversi tra ciò che vediamo e ciò che siamo. Ho sotto gli occhi, qui in questo bosco, qualcosa che è molto più prezioso di tutto ciò che un museo potrà mai offrire. Nell'ordine, un po' di muschio, un po' più in là dei rovi,
una felce che il sole attraversa come una vetrata. Questa felce è santa per la sua mortalità, per la sua fragilità, per il fatto che incontrerà il deperimento. Cosa fare dunque di meglio se non salutare coloro che sono con noi in questo transitare? Sarebbe bello imbastire tutta una conversazione attorno a questa felce. Il mondo è pieno di visioni che attendono degli occhi. Le presenze ci sono. Ciò che manca sono i nostri occhi. E chi la vede questa piccola felce impigliata in un ramo spinoso? Chi la vede? Il vento la vede, il vento la conosce, il vento le parla. Contemplazione e vento. Due elementi, due stati d'animo che spesso in questo mondo sottosopra vengono ricondotti alla follia, alla psichiatria. Sole, di alla luna che di notte non c'è tenuta mai paura, mai paura. Sole e luna, dicita l'uviente, che leva angosce e paure per chi te ne sente niente. Anna Paola, grazie. Allora, sì, è andato qui. Meravigliosamente grazie. Ilario? Va bene, grazie. Grazie. Sì, allora, salve, sono Donatella Vicinesi, vengo dalla Toscana, come ha detto Gisella, sono anch'io laureata in psicologia, sono uno psicologo e sono anche un familiare. E questa mattina molte cose sono state già dette riguardo dai miei colleghi riguardo alle voci, però io vi voglio parlare della mia esperienza. Della mia esperienza dell'incontro con Rom e di come stiamo portando avanti in Toscana i gruppi per uditori di voci. Allora, io conobbi Rom nel 1990,
97, perché venne a Firenze con la moglie e ci portò questo libro. Ah, scusate, se poi la prima. Grazie. C'è un... È questo, sì. Sì, con la freccia di giù, vai avanti. Ok. Allora, allora, il mio interesse appunto nacque quando Rom portò questo libro, dovevamo tradurlo, aiutarla a tradurlo dall'inglese all'italiano, e a me fu affidato il capitolo Accettare le voci, l'esperienza, ci vedete, mi sono messa di qua perché c'era di giù, va bene, accettare le voci dalle persone che non frequentavano i servizi. E qui racconto appunto la mia esperienza, perché mentre traducevo questo libro in Campania, una persona della mia famiglia si avvicinò e mi raccontò che era un'uditrice di voci. La cosa mi lasciò abbastanza stupita e mi disse, però la voce mi ha detto di non dirlo a nessuno, per cui rimase lì il discorso e io continuai a tradurre. Dopo alcuni giorni lei tornò da me e mi disse, guarda, no, tu lo devi dire, anzi lo devi divulgare. Allora, questa era una persona che faceva anche un lavoro, diciamo, abbastanza importante, aveva paura di essere stigmatizzata, parliamo del 1998, e io gli chiesi, ma scusa, come fai? Come fai a portare avanti questo discorso? E lei mi disse, un po' mi sono fatta aiutare dal mio medico di famiglia, per prendere delle persone che mi calmassero, soprattutto quando dovevo andare al lavoro, e poi ero riuscita a parlare con le voci e a dargli degli orari. Quando sono al lavoro non devono parlare. Quindi andai sì, infatti è stato proprio, infatti... Hai mai lavorato? No, ha lavorato e vi dirò, con difficoltà prendendo, però è andata avanti. Quindi, sì, no, lo dicevo perché la signora non... Ah sì, non l'ho visto, scusate. E quindi nacque da me l'idea, in quel periodo collaboravo con l'università e con il centro di salute mentale di Prato, perché mi ero laureata proprio da poco, ma da alcuni anni lì, di proporre un gruppo per persone che udivano le voci, un po' pensando, perché tutto mi sembrava, non dico in maniera magica, ma che avesse un significato, un senso da portare avanti. E così fu. Fu proposto al centro di salute mentale di Prato e in quel periodo voglio dirvi un'altra cosa importante che ha aiutato questo processo ad andare avanti. C'era in quel periodo, erano venuti i Patti Smith a Prato, che era un progetto dell'Istituto Negri. E i Patti Smith cosa volevano? Che allora c'erano i quartieri, nei vari quartieri della città si proponesse un progetto da portare avanti per coinvolgere la comunità sui problemi di salute mentale. Quindi ci sembrò all'inizio un po' strano proporre questo progetto. Facemmo subito un incontro con i consiglieri del quartiere e col presidente, gli spiegammo qual era la nostra proposta, che era quella di praticamente riunire insieme le persone che udivano le voci e poi dal centro di salute mentale andare nella comunità. La cosa fu accettata subito, ci lasciò perplessi, però io ho sempre pensato che nella vita tutto ha un significato, ha un senso, quindi io dissi questo progetto deve andare avanti. Passiamo alla seconda, scusa? Ah sì, no, io sono, vado sotto, aspetta. Allora, perché, ecco, mi sono dimenticata di dire una cosa, perché ho scelto il Prato? Perché già da tempo erano nati a Prato i gruppi di autoaiuto, ce n'erano diversi gruppi di autoaiuto. E la cosa che mi chiese, ora mi sono dimenticata, ve lo dico adesso, anche mia cugina, e la cosa è uscita fuori anche dalle persone che udivano le voci che intervistavano all'interno del servizio, era quella di confrontarsi con altre persone che udivano le voci. Cioè non sono solo io che udivo le voci, cioè non è, come è stato detto anche dai miei colleghi, è un sintomo, non è una malattia, e per cui ne voglio parlare anche con persone che non mi giudicano, che posso parlare delle voci. E la cosa fu molto bella, perché le prime volte qui partecipavo a questi incontri. Ecco, l'altra cosa importante fu coinvolto subito il personale del centro di salute mentale, infermieri, medici, educatori, psicologi, chi voleva partecipare mandando le persone o confrontandosi con le persone. E questo secondo me fu una cosa importante. Però all'inizio ci fu anche una sfida, perché venivano inviate persone che sentivano le voci, che come dicevano i miei colleghi,
collega erano voci molto negative e che quindi non era facile fare capire insieme a loro, perché si doveva lavorare insieme, che le voci che loro sentivano, le sentivano solo loro, perché avevano problemi con i servizi, soprattutto con il centro sociale, perché sentivano le voci dei vicini, e gli dicevano che erano persone brutte, anche parolacce, dicevano donne anche delle parolacce, e quindi far capire che queste voci era un processo suo interno non fu facile. Ora io andrei avanti, scusate questo sotto. Allora, il metodo di Rom è già stato detto, per cui io direi solo 2 o 3 cose importanti, cioè che si cambia, come è stato detto dai miei colleghi, il rapporto utente, paziente, operatore, cioè si lavora insieme. Non è solo lo psichiatra o l'operatore che ha in mano la soluzione al problema, si trova insieme la soluzione. Questo lo dice anche Ron Coleman, che è stato citato dai miei colleghi, nel libro Come guarire dal male mentale, che è stato, e come diceva Ron, come ha detto anche il mio collega, l'importante è anche trovare una persona che ci possa aiutare in questo cammino di cambiamento, di crescita, perché confrontarsi con gli altri è sempre importante, sentirsi ascoltati senza essere giudicati, questa è la cosa importante. Quindi, come è stato detto, Rom, insieme a questa sua paziente Pazzi, che lei propose appunto di incontrare, di fare questa intervista televisiva, perché lei aveva letto un libro, che il libro era di, ora il nome non mi ricordo, era di James, il quale era uno psicologo che aveva una teoria particolare che parlava della mente bicamerale, perché lui si interessava molto dei poemi omerici, perché se pensiamo all'antichità, i poemi omerici, le persone sentivano le voci, qui sentiva le voci, era l'oracolo che diceva, e soprattutto lui aveva studiato anche delle tribù aborigene che sentiva le voci, quindi di qui nacque un po' tutto il discorso, come ha detto anche il mio collega, di lì è nata, cioè si sono riuniti insieme gli uditori di voci, sia chi frequentava i servizi che chi non li frequentava, e come diceva il mio collega, ne furono tanti che non frequentavano i servizi, e nacque la prima associazione olandese. Io sono stata più volte in Olanda, a Maastricht, e ho visto delle bellissime realtà e ho imparato anche molto, per cui se no non avrei potuto portare avanti questo discorso. Allora, come ha detto, non è un sintomo di malattia, ma come un modo di reagire a una situazione della nostra vita. Vado avanti. Allora, il gruppo di Torri di Voci di Prato, un po' piccolo, ho già detto all'incirca come è nato, devo dire anche questo, che noi è da 20 anni che facciamo questo lavoro e in 20 anni abbiamo conosciuto tante persone, abbiamo avuto molte relazioni sia con le persone che odono le voci e che ci hanno insegnato tanto, perché chi ha questa sensibilità, io userei la parola sensibilità, ci ha tanto da insegnarci. Si parte da una sofferenza e noi quello che diciamo sempre è questo, perché è bene anche parlare, come hanno detto i miei colleghi, di guarigione. Spesso nella salute mentale non si parla di guarigione, di stare meglio, ma è importante anche dire tu hai dentro di te le tue potenzialità, noi crediamo in te, tu ce la puoi fare. Scegli te la persona con cui fare questo cammino, con le persone che possono essere operatori, familiari, però l'importante è che tu sei il centro, non è la malattia, sei tu il centro, sei tu che ci puoi aiutare a trovare una strada insieme, questo è basilare. E spesso le persone che venivano non sapevano cosa dire, raccontavano la loro esperienza, noi le ascoltavamo, senza giudicare. Poi, altro punto importante, Rom, insieme a Sandra Esce e a Pazzi, scrissero insieme un questionario, cioè delle domande che si dovrebbero fare, che si fanno, alle persone che odono le voci e che vogliono iniziare a far parte di un gruppo. Quindi la persona ti racconta, vado avanti perché sennò non... Mi seguite anche se va bene? Ora io ho scritto qua, la verifica dopo. Quindi la cosa importante è mettere in relazione l'udire le voci con la storia della vita. Ma noi abbiamo avuto dei risultati anche, quante voci senti?
questionario è molto bello, è lunghissimo, per cui va deciso insieme alla persona con cui si fa, quali parti, diciamo, leggere più attentamente o fare più attentamente. Quante voci senti? Sono femminili, maschili, riesci a riconoscerle? Se queste voci per caso ti ricordano una persona o un avvenimento della tua vita, riesci a mettere in relazione la prima volta che hai udito le voci? Non si fa subito, però si pensa insieme. E poi un altro punto importante su cui noi lavoriamo, perché è importante anche questo, capire quali sono le situazioni che ti fanno aumentare le voci e che tu soffri in modo particolare. Persone che gli dà fastidio stare in una situazione con molte persone invece che desiderano stare sole per parlare con le voci. È importante, come hanno detto i miei colleghi, è il dialogo con le voci. Ora adesso mi soffermerei un attimo perché io sono venuta qui oggi con diciamo i miei colleghi e soprattutto le persone che abbiamo le voci, anzi oggi doveva venire una persona però non se l'è sentita di venire, mi hanno permesso di dire quello che dico e poi o anche di raccontarvi una storia. Voglio dire questo, noi da 20 anni che facciamo questo lavoro, prima è iniziato con una convenzione anche personale e poi l'associazione. E la cosa, vabbè, più avanti, va bene? Scusa. E la cosa importante è che è stato coinvolto anche a livello regionale l'assessorato e il comune. L'assessorato per portare avanti un discorso per cui in Toscana noi avevamo, adesso è cambiato, un assessorato che comprendeva sia la salute mentale che sociale. Per cui questo è molto importante perché quando una persona sta meglio e riprende in mano la propria vita, dobbiamo anche offrirgli delle possibilità di integrazione nella società. Quindi inserimenti lavorativi, possibilità anche di avere contatti, per esempio alcuni di loro hanno tradotto dei libri dall'inglese all'italiano, il questionario è stato tradotto da una ragazza che sentiva le voci e quando traduceva non sentiva mai le voci. Ci sono persone che non hanno più udito le voci, ci sono persone che anche se hanno le voci, come hanno detto i miei colleghi, gli danno un orario. E poi è stato molto bello perché certe volte c'è stato proprio il dialogo all'interno del gruppo tra alcune persone e le loro voci. Allora, perché mi sono dimenticata di dire questo è importante? Il gruppo. Perché è importante il gruppo? Perché è una persona che vuole raccontare di se stessa davanti a persone che hanno lo stesso problema. Questo è importante per tutti i gruppi di autoaiuto e dei gruppi. Si sente già accettata, perché tu quando parli sei capito e non sei giudicato. E altra cosa importante che vi volevo dire, perché poi oggi il mio intervento si basava anche pensando, non so se ci sono persone dei servizi, ci sono, no, vabbè, è anche quello come collaborare con i servizi, perché è partito proprio da questo discorso, perché se non si lavora con i servizi non è facile portare avanti un discorso con persone che frequentano i servizi. E la cosa bella è stata anche perché persone che non frequentavano i servizi, mi sono dimenticata di dire una cosa importante, al gruppo partecipavano anche, diciamo, cambiando, operatori, quindi infermieri, psicologi, psichiatri quasi mai, perché ne abbiamo pochi e non potevano lasciare il servizio. Però c'era con loro in momenti di verifica, che poi la verifica l'abbiamo fatta anche insieme al servizio, hanno scelto loro queste verifiche anche perché bisognava dimostrare che c'erano stati dei cambiamenti, perché non solo le persone lo dicevano oggi sto meglio, però andavano dimostrati anche dei cambiamenti, molti di loro non avevano più avuto accertamenti sanitari obbligatori, erano diminuiti i farmaci, erano migliorati i rapporti. Scusa, erano migliorati i rapporti con le persone, con la famiglia e l'intervento di Roberto è molto importante perché all'inizio abbiamo avuto anche noi difficoltà con le famiglie perché i familiari quando le persone tornavano a casa gli era stato detto e insegnato non ascoltate le voci, quando tornavano a casa e parlavano delle loro voci perché era un momento anzi di confronto con le persone in famiglia
I familiari non sapevano cosa rispondere, cosa dire, ma non tanto per capire il fenomeno, per capire come approcciarsi al familiare stesso. L'altra cosa importante, bella, che fu fatto anche un gruppo per familiari, però io non ho seguito, oggi posso parlarne poco. Invece l'altra cosa importante, bella, andando in una sede di un quartiere, alcuni di loro poi hanno trovato dei lavori all'interno del comune e diciamo, gli impiegati del quartiere, perché la nostra sede era un po' separata, anzi tuttora è separata, però è vicino agli uffici, non sapevano cos'era questo gruppo. Queste persone si riunivano, erano incuriositi e furono le stesse persone che partecipavano al gruppo che raccontarono agli uffici che loro udivano le voci. E questi dicevano, come udite le voci, non è possibile. Sì, udiamo le voci, ma allora non è un problema, perché se persone che odono le voci vengono qui, parlano con noi e alcuni di loro hanno trovato poi un lavoro anche in comune, alcuni addirittura andavano ad aiutare gli impiegati a fare le fotocopie, ce lo chiedevano loro stessi e questa è stata secondo me la cosa più importante, la verifica più bella, più importante che c'è stata. E queste però sono le verifiche che, ora ve le dico, però non so, che ha voluto, diciamo che abbiamo fatto in collaborazione col servizio. Altra cosa importante, l'assessorato, la regione ha supportato quest'idea per molto tempo, perché poi io non ho più potuto partecipare alla convenzione perché ero uno psicologo, ma non ero dentro al servizio, perché mi sono occupata e mi occupo anche di altre cose, anche di immigrati, di persone che sentono le voci che non sono italiane, e anche lì abbiamo avuto un'esperienza più semplice, perché chiaramente in certe culture le voci hanno un altro significato ben diverso. E quindi queste verifiche sono state scelte insieme al servizio. Ve le dico in breve. Sul microfono, se no non ti sento. Sì. Tieni sempre il microfono. Allora, il gruppo di solito dura un anno, ecco, importante. Si partecipa al gruppo di solito per un anno, non è che il gruppo continua sempre. Poi si può continuare a venire, però non. E poi, scusate, ci sono due gruppi. Il primo gruppo che c'è un operatore insieme alle persone, e l'altro gruppo che lo portano avanti loro, dove c'è una persona che sta meglio e aiuta gli altri. E poi c'è un confronto sempre tra di noi. Il gruppo di solito dura un anno e ogni 3 mesi viene fatta una verifica congiunta tra associazione, servizio di salute mentale e assistenti sociali. Ecco, importante il valore associativo. Era l'associazione che chiedeva di portare avanti questa istanza, quindi l'importanza delle associazioni dove all'interno non ci sono solo familiari, operatori, volontari e utenti. Noi facciamo riferimento a una grossa associazione internazionale che è Mental Health Europe, e devo dire, come Marius Roma, molte cose le abbiamo imparate anche dall'Europa. Si verifica, che cosa si verifica? Se ci sono stati ricoveri più o meno obbligatori, compresi gli accertamenti obbligatori, eccetera, lamentele soprattutto da parte del servizio sociale. È una cosa molto bella, 2 persone che spesso chiamavano gli assistenti sociali o carabinieri perché sentivano le voci dei vicini che le maltrattavano, spesso chiamavano delle persone del gruppo, anche me, mi dicevano: ma che pensi, è il caso di chiamare i carabinieri? No, aspetta, ma io sento la voce, sì, però guarda, aspetta un attimo, pensaci un attimo e poi ne parliamo insieme. Richiamava una volta, 2 volte, chiedevano un incontro, si incontravano tra di loro e poi riuscivano a non chiamare più i carabinieri. Quindi questa è stata un'altra cosa importante. Se vengono presi meno farmaci. Questo l'hanno già detto i miei colleghi, in questo momento, soprattutto purtroppo dopo il Covid, si usano spesso le punture, perché i servizi non è più come prima, le persone vanno in pensione, i problemi di salute mentale aumentano, non solo le voci e tutto, quindi sulle voci si fanno spesso i depot. Lo dico un po' con dispiacere perché qui c'è degli psichiatri, sapete meglio di me quali sono gli effetti collaterali del depot. Poi se sono migliorati i rapporti con le persone vicine, veramente, e se sono stati trovati, ecco, importante. Altro punto importante, le persone, dopo che in alcuni casi erano stati accolti in casa, capiti,
in altre situazioni c'era proprio dei grossi problemi, soprattutto chi era anche sposato, c'erano dei grossi problemi con la famiglia d'origine, quindi la ricerca di una casa, anche questo, di uscire di casa, di provare. E poi, vabbè, il lavoro e nuove amicizie, cioè persone, questo accade in ciascuno momento della nostra vita, quando cambiamo, quando intraprendiamo una strada diversa, nel cammino troviamo nuovi amici, nuove persone che ci comprendono, accade quasi magicamente, però accade. Allora, andiamo avanti. Allora, risultato del lavoro con gli uditori di voci, la maggior parte degli uditori di voci può fronteggiare meglio le voci e cerca di comprendere meglio il legame con la propria storia di vita personale, come è stato detto. Alcuni uditori sviluppano maggiore autonomia abitativa e rispetto anche ai familiari un miglior rapporto e migliore inclusione. Ecco, questo è stato l'ultimo punto, però il punto più importante, il rapporto con la comunità, quindi col comune, con l'assessorato ai servizi sociali del comune, sia di Firenze che di Prato. Ora vedrò poi com'è la situazione. E migliore inclusione nella comunità e migliori rapporti con gli altri, lavoro e partner. Allora, io più o meno avrei concluso perché le cose sono già state dette e non lo so, dopo vi potrei leggere una storia oppure parlare del questionario. Volevo però dirvi una cosa importante. Credo che il valore associativo sia stato molto importante in questa storia, perché il servizio da solo non ce l'avrebbe fatta. Nel servizio nel comune, noi abbiamo cercato di riunire questo lavoro di questi anni, tutte le nostre forze, diciamo, per portare avanti questa richiesta, sia al servizio di salute mentale che al comune, perché il comune gli dava già un'altra impronta. E le persone che frequentano, hanno frequentato i gruppi che fanno parte di questa rete, questa cosa l'hanno accolta con molto piacere, perché si sono sentiti accettati. Non sono più la solita persona che sente le voci, che ha questa diagnosi, che non si può dire. Quindi questo gruppo di Prato è stato un inizio importante. Adesso in Toscana abbiamo un rapporto con la regione Toscana, e di questo progetto fanno parte altre associazioni, e abbiamo un gruppo a Firenze che è nato, c'è il gruppo di Prato, più abbiamo un altro gruppo in provincia di Lucca, sta nascendo un gruppo a Pistoia e ora noi aspettiamo come ultima decisione questo rapporto con la regione Toscana. Purtroppo il nuovo presidente ha diviso il sociale con la salute, ahimè, sì, io dico scusate, ahimè, anche perché era importante lavorare insieme e poi così si spendono anche più soldi perché con tutto il rispetto si paga due assessori. Comunque vabbè, questa è una mia, ma non solo la mia conclusione. E quindi i rapporti adesso, io infatti sono qui anche per parlare con, non mi ricordo il nome dell'associazione, ASARP, e per fare una rete anche a livello internazionale, che già l'abbiamo, con un servizio di salute mentale inglese e con il Mental Health Europe, scusate, qui faccio parte del board, e anche con Mind in Camden, che è proprio il centro di questa Intervoice. E loro lì è proprio l'associazione, che un modello che abbiamo un po' seguito, che propone ai servizi e a tutto. Io vi lascio sperando, dopo di aver tempo di raccontarvi la storia, e vi vorrei lasciare con una frase che diciamo sempre anche alla fine del gruppo, che dietro le nuvole c'è sempre il sole, per cui la speranza non la dobbiamo mai perdere e soprattutto ricordarci che ciascuno di noi è un portatore di risorse. Se in questo momento siamo un po' zoppi, poi ritorneremo a camminare insieme. Grazie.
proprio nel momento in cui, come specchi fedeli dell'anima, stanno per svelare al soggetto i suoi intendimenti nascosti, si interrompono. Ero lì, in una specie di zattera, un naufragio, chi lo sa. Insomma, sono lì su un relitto di 1 metro per 1,5 metri circa e, stranamente tranquillo in mezzo all'oceano, galleggia. Cosa vorrà dire? Vabbè, lo vedremo poi. A dire la verità, avevo già sognato di essere su una zattera con una dozzina di donne stupende, nude, ma lì il significato mi sembra chiaro. Ora sono qui da solo. Ho il mio giusto spazio vitale, mi sono organizzato bene, il pesce non manca, ho una discreta riserva d'acqua, i servizi è come averli in camera. Ho anche un robusto bastone che mi serve da remo. Non è un sogno angoscioso, ma cosa vorrà dire? Fuga, ritiro, solitudine, probabilmente desiderio di sfuggire alla vita esterna che ci preme da ogni parte, bla 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 bla. Si diventa filosofi nei sogni. Oddio cosa vedo? Fine della filosofia. No, non può essere una testa. Forse è una boa. Non so per cosa fare il tifo. La boa fa meno compagnia, ma è più rassicurante. No, si muove. Mi sembra di vedere gli spruzzi. Non è possibile che sia un pesce. È qualcosa che annaspa, sprofonda, riappare, lotta disperatamente con le onde. È un uomo! Perfetto, è un uomo. E ora che faccio? La zattera è un monoposto, ne sono sicuro. Per il pesce non ci sarebbe il problema, ma la zattera in due non credo che tenga. Non tiene! No, non tiene! Ma che non mi sente? Sarà a 100 metri. Che faccio? Ma come che faccio? Dai, sono sempre stato per la fratellanza, l'accoglienza, la cura, l'umana ospitalità. Ho lavorato per tutta la vita per questi principi, e dai. Sì, ma non mi ero mai trovato. Ma quali principi? Questa è la mia fine. Qui in 2 non la scambiamo. E lui avanza verso di me, fende le onde. Sarà a 70 metri, 50, 30. Madonna come fende le onde. Quasi quasi ti preparo un vertice. E se non gli piace il pesce? Se gli piace solo la carne umana? No, calma, io devo pensare alla mia sopravvivenza. Mors tua vita mea. Oddio, non dovrò mica ucciderlo. Ma che dico, dai, sto delirando, lo devo salvare, poi in qualche modo ci arrangeremo, fraternamente ci sentiremo più vicini. Per forza, non c'è spazio. Stretti, uniti, corpo a corpo. Che schifo! Guarda come nuda. È una bestia, ma io lo denuncio. Ormai sarà a 10 metri. Mi fa dei gesti, mi saluta, mi sorride lo schifoso. No, dai, poveretto, cosa dico? Per lui sono una salvezza, è la vita, e dai. Che faccio? Potrei prendere il bastone, potrei allungarglielo per aiutarlo a salire, potrei darglielo con violenza sulla testa. Siamo al gran finale del psicodramma. Il dubbio mi divora, l'interrogativo morale mi corrode. Devo decidere, l'uomo è a 5 metri. 4, 3, 2, prendo il bastone. E a questo punto mi sono svegliato. Maledizione. Non saprò mai se nel mio intimo prevale il senso umanitario dell'accoglienza o la grande paura della minaccia, del diverso, dell'altro. Devo saperlo, non posso restare in questo dubbio morale. Devo sapere come finisce questo sogno, questo incubo. Cerco di riaddormentarmi, mi concentro, voglio dire, mi abbandono. Qualche volta funziona. Ecco, sì, ce l'ho fatta. L'acqua, l'oceano, le onde. Giusto, un uomo su una zattera. Giusto, un altro che nuota.
arranca, naspa disperato. Oddio, sento il cuore che mi scoppia. Oddio, che succede? Sono io quello che nuota, sono io. No, dai, io ero quell'altro, dai, non è giusto, dai, ferma il sogno, a me piaceva di più stare sulla zattera. E dai, ma quale dubbio morale? Ho le idee chiarissime, io sono sempre stato per l'accoglienza, per la cura. Sono un ultimo sforzo. La zattera lì a 5 metri, 4, 3, 2, alzo la testa verso il mio Salvatore. E a questo punto mi sono svegliato di nuovo. Basta così. Non voglio sapere altro. Spero solo che non sia un sogno, un incubo ricorrente. Però una cosa l'ho capita. No che se uno chiede aiuto gli arriva una legnata sui denti. Questo purtroppo lo sapevo già. Ho capito quanto sia pieno di insidie il termine aiutare. C'è così tanta falsa coscienza in giro, se non addirittura esibizione, nel volere a tutti i costi prendersi cura, aiutare l'altro, che se per caso mi capitasse di fare del bene a qualcuno, mi sentirei più pulito se potessi dire scusa, non l'ho fatto apposta, scusami. Forse solo così. Tra la parola aiutare e la parola vivere non ci sarebbe più alcuna differenza. Aiutare, vivere. Bello l'uomo e benedetto quell'ufficio. Quell'ufficio non serve e c'era solo con lo cerchio tondo, feci la luna crescere e mancare. Feci lo vento catti d'una voce, feci lo sonno catti d'una pace. Feci lo mare che non si trova a fondo. Feci la barca per lo navigare. Bello lo mondo e benedetto tu lo feci. Anna Paola, grazie. Grazie Gerardo e Anna. Allora abbiamo Sandro, diciamo, un paio di cose. Allora abbiamo un'oretta se vogliamo, anche meno, poi facciamo una pausa e riprendiamo alle 15, poi stabiliamo insomma anche insieme ai relatori come procedere. Quindi se volete fare delle domande si possono fare anche delle domande ora, però io volevo un po' insieme a Sandro dire qualcosa rispetto alle cose che fino a questo momento abbiamo ascoltato. La prima cosa che insomma mi sembrava importante dire è questa, rispetto anche alle aspettative, no, che avevamo come associazione con questo seminario. Chiaramente la nostra intenzione era riprendere l'impegno sulla questione del sentire le voci e provare anche, proprio perché insomma non si è riusciti a far sì che i servizi territoriali
provassero a costruire dei momenti, no, con l'associazione, le famiglie, le persone per affrontare questo problema. Quindi la nostra aspettativa era rilanciamo cioè l'obiettivo era rilanciamo un'iniziativa sulla questione delle voci, però assumendoci l'impegno di portarlo avanti poi questo lavoro. Quindi l'idea potrebbe essere quella che costituiamo formalmente un gruppo, insomma, un momento di lavoro insieme. Entro giugno riusciremo ad attivare le sedi operative della città di Quartu Sant'Elena. Sapete chiaramente tutti quanti che l'anno scorso abbiamo dovuto lasciare la sede dell'ASAP alla Cittadella della Salute perché il centro di salute mentale e il dipartimento hanno chiesto di avere quegli spazi e quindi insomma che l'associazione lasciasse liberi quegli spazi, e quindi per noi insomma quest'anno è stato molto difficile perché da una parte dovevamo portare avanti tutte le iniziative già programmate, quindi siamo riusciti chiaramente a mantenere l'impegno sui seminari, il centenario di Basaglia, i momenti formativi, insomma tutto questo, ma abbiamo dovuto sospendere i gruppi, anche i gruppi con i familiari. Quindi nel momento in cui attiveremo, perché la sede legale rimarrà a Cagliari in via Donizetti, nella sede di Cobas Sardegna, ma 2 sedi operative saranno a Quartu, quindi entro giugno riusciremo a risistemare gli arredi e l'attrezzatura e quindi ripartiranno anche i gruppi. Tra questi noi speriamo, ma poi insomma ne ragioniamo anche tutti insieme, di riuscire ad attivare anche il gruppo degli uditori di voci, uditori e uditrici di voci. Volevo riprendere alcune cose che sono emerse anche dalle relazioni di Gianni, Roberto e Donatella, in modo particolare la questione di come si interviene quando le persone hanno questo vissuto doloroso del sentire le voci. Si interviene con i farmaci, ma si interviene con un aumento esponenziale di farmaci, tanto che la qualità della vita delle persone a causa di questo è una qualità della vita molto, molto bassa. Quindi le conseguenze sono la qualità della vita molto bassa, ma anche degli effetti sul corpo delle persone, quindi sul corpo che si trasforma e anche sulla mobilità delle persone, quindi anche la difficoltà a camminare, cioè ci sono delle persone che fanno fatica a stare in piedi, a camminare in maniera adeguata, quindi trascinando i piedi. Ecco, questo è una questione che abbiamo provato anche a discutere con i medici di riferimento, ma insomma non abbiamo ottenuto nessun cambiamento rispetto alla visione, no, che gli operatori hanno sulle questioni del sentire le voci e anche su quelli che sono gli attrezzi a disposizione degli operatori, perché sembra che l'unico attrezzo a disposizione siano i farmaci neurolettici, quindi 2-3 neurolettici insieme. Ecco, quindi rispetto a questo, insomma, dopo che lascio il microfono a Sandro, ma questa è la cosa che più come familiare, ma anche come rappresentante di questa organizzazione, vi devo dire che questa è la cosa che maggiormente mi preoccupa. Mi preoccupa e ci preoccupa come
quindi non solo come ASAP, ma come organizzazioni che fanno capo all'UNASAM, tanto che su questo abbiamo chiesto un parere competente al comitato scientifico dell'UNASAM. Quindi vorrei che Gianni, che fa parte insieme a Roberto e ad altri del comitato scientifico dell'UNASAM, magari riprende questo aspetto del depot. Il depot su cui noi come UNASAM e come comitato scientifico abbiamo assunto una posizione chiara, che viene praticamente imposto alle persone. Quindi sulla questione della imposizione delle pratiche della cura, io vorrei ricordare a tutti che esistono delle norme, che esistono delle leggi, dei diritti che le persone devono poter, come dire, difendere, no? In modo particolare i familiari, in modo particolare noi familiari. Dobbiamo difendere i diritti fondamentali delle persone, anche nella partecipazione consapevole, responsabile, libera sui trattamenti farmacologici. Ecco, la fiala depot viene imposta, e se le persone provano a dire io preferisco prendere la terapia orale, le persone vengono, in tante situazioni, vengono minacciate di trattamento sanitario obbligatorio. Quindi vorrei che su questo Gianni in particolare, che fa parte del nostro comitato scientifico, ma anche Sandro, ci dicessero delle cose, insomma, se noi abbiamo ragione quando diciamo che quella è una violazione grave del diritto all'autodeterminazione delle persone che vivono la condizione della sofferenza mentale. Ce ne sono anche altre di violazioni, però questa mi sembra comunque una delle violazioni più gravi in assoluto. Quindi magari ci serve un po' per far chiarezza, perché se le persone sono, come dire, incatenate dalla terapia neurolettica, è molto complicato che riescano a partecipare ad un lavoro di presa di coscienza su cosa sono le voci, come si lavora con le voci, ma anche su tutte le altre questioni, perché sei incatenato. Quindi proviamo anche un po' ad affrontare questa questione, come ci liberiamo da questa catena che viene assolutamente imposta. Devo usare il microfono per motivi tecnici. È molto dura, nel senso che da qualche anno a questa parte stiamo vivendo una situazione esistenziale molto diversa. Mi riferisco principalmente al fatto che ormai sono 2 anni e mezzo che è scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia, con l'invasione, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dal 7 ottobre dell'anno scorso c'è anche l'altra guerra in Medio Oriente. Allora, secondo me le nostre generazioni non hanno idea di che cosa significa stare in guerra. E quindi la mia sensazione è che siamo come ipnotizzati dal fatto che bisogna continuare ad andare avanti, a vivere normalmente, senza renderci conto che essere in guerra significa automaticamente per tutti perdere ogni libertà, ogni diritto, spesso la vita, e vivere quelle situazioni estreme che le 2 guerre mondiali ravvicinate nel secolo scorso avevano fatto sì che chi le aveva vissute
si è impegnata tanto per evitare di ricadere in quelle situazioni disumane, estreme. E quindi è nata l'Europa, c'è stata la pace, ci sono state tante cose. E noi io parlo per me, ma penso che sia una cosa un po' comune, non ci rendiamo conto di come tutto questo è in pericolo. In più aggiungiamo, allargando un pochettino lo sguardo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, quello che succede in Cina, eccetera, eccetera, e l'industria bellica, la corsa agli armamenti è in crescita esponenziale ogni giorno di più. E tutto questo segna una deriva dell'umanità e una facilità per chi lotta per il potere di imbrogliare la gente. E quindi continuiamo ad appassionarci su tante cose e perdiamo di vista forse l'essenziale. È vero che noi, anche nelle situazioni estreme, chi è in guerra, lo vediamo, è costretto a vivere ancora, no? Perché se intanto che respiriamo, dobbiamo vivere e cercare di, per quanto possibile, restare umani. Sicuramente la guerra è l'opposto della salute mentale, perché salute mentale significa benessere, condivisione, rispetto, eccetera, eccetera. La guerra nega clamorosamente tutte queste cose. Per cui la salute mentale dovrebbe svolgere un ruolo importante per la consapevolezza, per cercare di dare un contributo per tornare a ricordarci che bisogna fare di tutto per restare umani, cosa che di fatto è sempre più difficile. Cosa che è sempre più difficile. Un segnale pontificio, spostando l'asse. Quindi in questa situazione dove siamo costretti a lì andare avanti, impegnarci e organizzarci, come diceva buon Gramsci, abbiamo bisogno di intelligenza, la nostra cosa è la nostra organizzazione, no? Quindi bisogna organizzarsi. Purtroppo, come Hazard, l'anno scorso abbiamo avuto delle mazzate incredibili. La modalità con la quale si è dovuta lasciare la sede storica nella città della salute, l'altra modalità ancora più terrificante con la quale si è dovuta chiudere l'unica comunità per persone con disturbi della salute mentale a Cagliari, una bellissima sede che penso qui forse molti la conoscono, insomma ce ne sono poche di strutture residenziali per persone con disturbi della salute mentale così belle, accoglienti nel centro della città. Si è chiuso anche il centro dove io lavoravo, Viale Bonaria, l'unico centro a Cagliari cittadino, adesso è tutto dentro l'ex Villa Clara. E quindi la ZARP, nonostante questo, probabilmente perché Gisella ha delle risorse disumane che io non ho, si cerca di andare avanti, di rilanciare e di organizzare incontri come questo. Siamo qui e quindi penso che quello che possiamo fare è discutere di queste cose a cuore aperto. Purtroppo io ho provato, dico la verità, un po' di invidia quando ho sentito i relatori Gianni, Roberto e Donatella, perché per quanto in Italia la situazione non sia rosea, non sia positiva, però mi è sembrato che le loro realtà fossero un po' meno disperate di quello che viviamo noi qui in Sardegna e a Cagliari, perché ho partecipato io lunedì a un'iniziativa organizzata dalla Lega delle Cooperative, dove è impressionante come le persone che da più di 30 anni hanno svolto un ruolo importante nel far sì che l'esperienza della giunta solo di Lindino andasse avanti, sono sempre lì e si sono tutte riposizionate per continuare con qualsiasi giunta di destra, di sinistra, qualsiasi cosa sia, per svolgere sempre il loro ruolo
deve portare avanti una visione che non è quella di cui si è parlato stamattina. La visione è quella della psichiatria classica, medica, clinica, farmacologica, ospedaliera, dove esiste prima la malattia e poi, quando va bene, anche il malato, ma quando va proprio bene. Non parliamo per i familiari, ovviamente. Quindi, in questo contesto, non possiamo prenderci il lusso di disperarci e mollare, perché non è umano, non va bene. Cioè, la tentazione c'è, ma non bisogna cadere nella tentazione. E quindi io propongo, insomma, di parlarci così e capire un po' come organizzarci. Grazie. Grazie Sandro. Gianni, chiariamo questa cosa del perché la fiala DEPO presenta dei problemi. Sì, è un tema questo veramente importante, perché è un andamento che ormai negli ultimi anni, credo negli ultimi 10 anni, c'è stato questo spostamento del farmaco dalla formulazione per bocca orale alla formulazione per via iniettiva. Gli operatori dicono ma è più sicura perché dà una biodisponibilità nel sangue più regolare nel corso del mese, perché sapete che la fiala va fatta di solito una volta al mese, diciamo. Sì, a volte anche a cadenza quindicinale, però in realtà ovviamente c'è un atteggiamento di coercizione e di controllo dietro questa proposta della fiala, no? Cioè la fiala serve per controllare e gestire la persona dal punto di vista farmacologico e come una medicina difensiva per parare, uso questo brutto termine, l'operatore da una responsabilità di carattere medico-legale, no? Qualora ci fosse una nuova crisi per cui il paziente fa dei gesti o degli atti, diciamo, anche rischiosi o pericolosi. Però, tornando a noi, credo anch'io che sia una modalità, diciamo, sbagliata, quella di usare il depot al posto della terapia orale, perché deresponsabilizza la persona dalla, invece, capacità di riprendere padronanza del proprio processo di autocura. L'abbiamo detto questa mattina, cioè il processo di riprendersi la propria salute passa attraverso la responsabilità anche dell'assunzione della terapia farmacologica e dei passi da fare per uscire da quella situazione problematica. Quindi il processo di autocura passa attraverso la terapia orale, quindi a riprendersi la capacità di saper usare i farmaci e assumerli in maniera responsabile. Quindi, per quella che è la mia esperienza, io credo che la persona e il familiare possono andare dallo psichiatra e chiedere: ok, lei dottore ci propone la terapia iniettiva, però io mi sento responsabile di saper prendere, con l'aiuto del mio familiare, di prendermi la responsabilità di gestire la terapia orale, perché preferisco questa modalità, perché la sento più vicina alle mie capacità e possibilità, e non voglio correre dei rischi, perché il depot ha dei rischi. Ci sono diversi rischi per la salute fisica e anche mentale. I depot hanno effetti collaterali che possono essere l'aumento di peso, piuttosto che effetti tipo tremore, rigidità, effetti collaterali, rallentamenti cognitivi, possono comportare anche idee assurde di tipo acting out. Io avevo una paziente che
a Sant'Egidio prendeva una collega gli aveva somministrato la pilifimaintena, un farmaco che si dà per via iniettiva, e subito dopo, a distanza di 20 giorni che aveva assunto la prima dose e poi nel mese successivo cominciò a avere idee suicidarie. Ora, se voi leggete il foglietto illustrativo, questi effetti sono documentati, però ci possono essere. Il problema è, con la terapia orale puoi subito cambiare dose, con la terapia iniettiva no, perché resta nel sangue addirittura la fiala per diversi mesi. Quindi prima di smaltire quell'effetto collaterale c'è bisogno di mesi di tempo. Poi, qualora si voglia ricorrere a un processo di deprescrizione, quindi abbassamento della dose del farmaco, la terapia iniettiva è molto più difficile da gestire, perché appunto c'è questo effetto di accumulo, soprattutto nel tessuto adiposo, e il farmaco resta più a lungo, e quindi è molto più difficile gestire a lungo termine quegli effetti collaterali. Quindi allora si può andare dallo psichiatra e proporre: ok dottore, lei mi propone questa terapia iniettiva, però io mi faccio aiutare dal mio familiare o da una persona che mi sta accanto, che mi aiuta a gestire questa terapia farmacologica, ma io preferisco la terapia per bocca. Qualora lo psichiatra minacci, diciamo così, eventuali procedimenti di tipo trattamento sanitario obbligatorio o altre modalità coercitive, se la persona non aderisce alla sua proposta terapeutica, non può fare nulla lo psichiatra. Da un punto di vista medico-legale, se non accade eventi avversi che la persona mette in atto dei comportamenti, diciamo, gravi, il fatto che la persona scelga di passare a un'altra terapia o di scegliere la terapia a lui più consona è un suo diritto. Quindi lo psichiatra può dire quello che vuole, ma è una forma di consenso. Se io non do il consenso, non può fare nulla lo psichiatra, non lo può imporre. Cioè, lei dottore faccia quello che crede, ma io non la voglio assumere perché mi dà effetti collaterali e non voglio correre questi rischi. Quindi questa è una prima via d'uscita, e quindi la persona insieme al familiare può dire: io preferisco la terapia orale, anche perché di ogni formulazione depot c'è il corrispettivo farmaco orale, quindi l'effetto farmacologico è lo stesso, no? Si può giostrare con la terapia orale tranquillamente, no? Aggiustando i dosaggi. Qualora c'è una seconda via di uscita, che è quella delle disposizioni anticipate di trattamento, la persona può ricorrere al comune e, in base alla legge delle disposizioni anticipate di trattamento, nominare un fiduciario e dichiarare al sindaco e al comune di non voler fare quel tipo di trattamento, scegliere per il trattamento orale e nominare il fiduciario che lo aiuterà nell'eseguire questo trattamento orale, e una copia viene poi trasmessa anche al centro di salute mentale di pertinenza, diciamo. Quindi quella è legge. È una legge, la legge sulla disposizione anticipata di trattamento è la legge sul fine vita, dove io posso dare delle indicazioni su come voglio essere curato in certe condizioni di difficoltà. Io l'ho fatta utilizzare questa modalità delle disposizioni anticipate di trattamento in una paziente che stava in trattamento al centro di salute mentale di Sant'Egidio. La collega del centro di salute mentale insisteva a voler fare la terapia per via iniettiva. Questa persona aveva gravi effetti collaterali da questa terapia iniettiva e non c'era altro sistema che farla uscire da quel centro di salute mentale, quindi lei ha fatto la dichiarazione di
disposizione anticipata di trattamento al comune di sua residenza e si è trasferita a un altro centro di salute mentale, dove ovviamente ha ripreso la terapia orale. Quindi questa è la seconda via di uscita qualora il centro di salute mentale adotti un'ottica veramente coercitiva. E quindi ci sono le vie di uscita, assolutamente ci serve. Quindi da questo punto di vista senz'altro c'è la possibilità di uscire da questa coercizione indotta, diciamo, dal punto di vista farmacologico. Vabbè. Io parlo dell'altra parte, non di farmaci, perché non è corretto, sono psicologo, però parlo dell'altra parte del grande ruolo dei familiari, perché per esperienza quando nacque il gruppo di Velo di Voce furono i familiari che hanno spinto loro con l'interlocuzione col capo del dipartimento, che fortunatamente non voleva essere narcisista o meno, però ha avuto la fortuna di avere quel capo del dipartimento un po' più aperto mentalmente, che ha accolto la richiesta dei familiari, e ci abbiamo un periodo degli anni. Così come nel periodo degli anni, affinché nascesse il gruppo multifamiliare, perché anche là gli psichiatri, gli operatori avevano grandi difficoltà, ma anche là furono i familiari a porre, scrissero anche una lettera al direttore del dipartimento che voleva che nascesse questo gruppo, quindi le interlocuzioni diventano fondamentali. Tra l'altro, questa è l'ultima novità, tra l'altro io ho partecipato 6 mesi fa a un convegno a Palermo, dove c'era Paola Carrozza, dove raccontai, non ero il relatore, raccontai quello che facevamo a Catania sul Velo di Voce, sulla multifamiliare. I familiari di Palermo, hanno preso questa cosa e la stanno portando all'ufficio di formazione a Palermo, affinché a Palermo si faccia la formazione sul multifamiliare e sul Velo di Voce. Ma era stata l'associazione che ha parlato con i direttori. Quindi questo è non un consiglio, un modo per dire andiamo all'ufficio di formazione, andiamo là come ARA per dire no, poi magari si discute chi sono il relatore, che anche là poi c'è la difficoltà, perché questo è un problema, però perlomeno cominciare a mettere delle interlocuzioni di questo tipo si deve tentare, poi magari non ci si riesce. A Palermo ci riusciremo, abbiamo avuto un'interlocuzione con l'ufficio formazione e già lo stanno programmando per l'anno prossimo. Poi i familiari mi hanno chiesto anche di fare un incontro al di là dall'asta, andare a fare, io ci andrò, però questa è una cosa che secondo me stimola ad aprire delle interlocuzioni che si deve provare. Cioè restare dentro o fuori non aiuta, rompere le palle continuamente ai servizi, ai capi di dipartimento, questo non forse dà quel risultato. Noi in Sicilia questa cosa, non è che siamo bravi e le cose vanno meglio, no? Perché anche là i dipartimenti sono a collasso, non pensiamo che queste cose diventano la panacea di tutto, non è così. Cioè questa possibilità in questi posti, Catania, Girone, altre piccole città che ha questa possibilità di lavoro, abbiamo trovato questi capi di dipartimento un po' più aperti, però la situazione è drammatica anche da noi. Ci saranno la manifestazione, noi abbiamo fatto 2 manifestazioni all'assessorato a Palermo, 2 manifestazioni con i familiari, ne faremo una terza che stiamo già organizzando con l'assessorato, quindi le problematiche ci sono. L'invito che l'associazione deve fare a interloquire con i direttori in qualunque modo. Sì, grazie Roberto. Allora, volevo dirvi anche che intanto qui ho stampato un paio di copie delle linee guida sulla deistituzionalizzazione, un documento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che dicono tante cose che sono utili, quindi ne ho portato solo un paio di copie, ma poi ne abbiamo degli altri. Sì, quello. Fra un paio di giorni, martedì pomeriggio, incontreremo l'assessore regionale alla sanità. Questa è un'altra informazione che volevo darvi. Andremo con una piccola delegazione, quindi ci saremo io, Sandro
Montigi, Salvatore, dove è Salvatore? Ok, forse si è spostato un attimo, Salvatore e Rita Melis, che è la vicepresidente che vive a Macomer, quindi noi andremo con chiaramente intanto rappresentando quella che è la nostra visione, insomma, no? Rispetto ai problemi e alle criticità dei servizi e provando a fare insomma un po' di proposte operative all'assessore. Quindi volevo chiedere se c'era qualcuno che voleva intervenire, porre qualche domanda. Io volevo dire questo. Vieni. Noi che hanno parlato. No, parla più al microfono. Ah sì, se no questo allora. Dov'è il microfono? Questo. Qua, vieni. Allora, noi in Toscana ci siamo mossi. Però la risposta che ci è stata data è che mancanza di personale e che purtroppo, devo dire anche questo, per difficoltà tra le associazioni, dei familiari si sono un po' impauriti perché i figli, che non venivano seguiti sempre, non prendevano le medicine, per cui avevano paura di trovarsi in una situazione di accertamento sanitario obbligatorio. Quindi sono d'accordo a fare questi depot. Non ogni mese, ogni 3 mesi per esempio. Anche se alcuni di loro che frequentano il gruppo Voci, devo dirvi, hanno problemi di pipì, di controllo istinterico proprio, non hanno. Quindi io credo che il discorso dei familiari sia importante, però che ci sia anche una rete tra noi associazioni, come c'è con te, però. Questa era la mia Questo riguarda, chiaramente alle nostre associazioni aderiscono familiari, persone che vivono il problema della salute mentale, ma anche operatori, professionisti, volontari, cittadini, insomma, che hanno a cuore le questioni della salute mentale. Mettere tutti d'accordo chiaramente non è facile perché tanti familiari hanno anche delle visioni molto diverse da quelle che abbiamo noi, quindi è chiaro che il confronto all'interno delle associazioni si porta avanti e continuo, però quello che è importante sono le decisioni che poi le organizzazioni prendono, perché poi insomma a discutere con le istituzioni ci vanno i rappresentanti delle organizzazioni. È questo insomma quello che poi conta alla fine. All'ANSARP aderiscono dei familiari, ma noi mettiamo in chiaro immediatamente che l'adesione significa aderire allo statuto dell'organizzazione. Lo statuto dell'organizzazione rispetto alla questione dei diritti dell'autodeterminazione è chiaro. Se un familiare ha una idea diversa non può aderire alla nostra associazione, così come associazioni dei familiari che non riconoscono il valore, l'importanza della legge di riforma 180 non possono aderire all'UNASAM, cioè questo è chiaro, quindi noi abbiamo delle linee precise, delle strade indicate dai nostri statuti e quelli sono gli obiettivi a cui dobbiamo tendere. Quindi se ci sono dei familiari che hanno una posizione diversa rispetto ad esempio al depot, perché lo chiedono i familiari, non le persone, quello rientra nelle libertà individuali, ma non è una posizione sostenuta dalle nostre organizzazioni. Così come può capitare e capita che la persona che vive la condizione della sofferenza mentale chieda il depot e sia, disponibile. Lì è chiaro che non si pone nessun problema perché rientra nelle libertà delle persone. Quando noi poniamo la questione
poniamo la questione perché coinvolti dai nostri soci, sono le persone che fanno parte della nostra organizzazione che ci dicono: io con questo trattamento sto male, ed è evidente lo stare male. Quindi lì si interviene chiedendo, insomma, il rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Quindi rimane, come dire, in piedi il principio che ognuno della sua vita ne fa quello che vuole. Ci sono familiari, noi abbiamo avuto di recente una discussione, insomma, importante con qualche nostra associazione aderente all'UNASAM. Ci sono familiari che sostengono la validità dell'elettroshock e noi li chiariamo che non è la posizione dell'UNASAM sostenere l'elettroshock per tutte, insomma, le ragioni anche scientifiche che stanno alla base di questa posizione. Quindi le famiglie, le persone singole sono libere di farsi fare elettroshock, ma non di imporlo ai loro figli, perché c'è una legge che tutela le persone, ma le nostre organizzazioni quelle posizioni non le portano, chiaramente non le portano avanti. Quindi bisogna distinguere i diritti, il diritto soggettivo di fare della propria vita quello che si vuole, ma poi c'è il diritto dovere dell'organizzazione di rispettare il suo statuto, quindi quelli che sono i principi che stanno alla base dell'esistenza di quell'organizzazione. Quindi direi che se non ci sono, insomma, interventi, possiamo anche fare una... Sì, vieni. Dopo quest'altro intervento vi diamo un momento allo spazio e poi ci ritroviamo alle 15. Allora, io volevo dire una cosa, che io vengo dalla Toscana e sono di un'associazione. Ed devo dire che la situazione della Toscana purtroppo è molto molto complessa dal punto di vista politico, diciamocelo chiaramente, cioè è inutile girarci intorno. Sono di un'associazione che quindi si configura proprio con questo problema politico, in cui appunto le associazioni non sono autonome. Cioè nel senso che la scelta che i singoli soci delle associazioni possono fare sono ostacolati in tutte le maniere, ma ostacolati dai servizi stessi, i quali utilizzano le associazioni come dei punti di riferimento per ottenere dalle amministrazioni delle possibilità di tipo economico, delle possibilità di tipo di impostazione anche metodologica del proprio lavoro, va bene? Ed molto spesso c'è una notevole differenza tra associazione e associazione per quanto riguarda la metodologia del lavoro da impostare con i pazienti stessi e si mantengono praticamente questo loro piccolo come si potrebbe chiamare, questo loro piccolo nido, no? Questo piccolo regno personale che molto spesso è personale del dirigente di quella CSM, di quella insomma, struttura. E questo è molto difficile per noi familiari poter combattere, perché non abbiamo autonomia, cioè non siamo rispettati. Io lo devo dire chiaramente questo, perché l'ho vissuto per 10 anni. Ora dico la verità, sono abbastanza stufo, va bene, di dover subire una situazione di questo genere, che è quella di non essere un punto di riferimento di ascolto da parte dei servizi stessi nei confronti dei familiari. I familiari sono strumentalizzati per i loro scopi, va bene, per il mantenimento di un sistema, che è un sistema però che non è a favore io lo devo dire perché anch'io sono familiare, per cui lo vivo e lo vedo, insomma, che non è a favore, e che a un certo punto, anche per il discorso del depot, ci sono poi
molte difficoltà a dire di no anche da parte dei familiari, oppure di far leva sulle leggi, di far leva sulle possibilità che viene dato, no? Così, proprio perché la paura è questa, che poi il paziente, il proprio utente, dove va? Viene mandato da un'altra parte, viene approfittato delle sue condizioni, delle sue situazioni familiari, delle dinamiche all'interno della famiglia per poter essere, non per fare il TSO, no, perché il TSO no, proprio di sbagliottarlo di qua e di là. Cioè, capito? Quindi è una cosa, secondo me, molto più grande come problema, questo qui. Quello cioè il dire delle medicine, ma io è una battaglia decennale per le medicine, però mi rendo conto che ho ottenuto sempre degli respingimenti da parte del sistema, va bene, da parte di chi insomma, ha avuto modo di avere un rapporto con me e un rapporto anche con gli altri utenti, perché loro cioè l'associazione la vedono come uno strumento personale all'interno del territorio, all'interno per altre cose. E purtroppo c'è anche questo è un altro aspetto che ho dovuto vivere, e che è quello di strumentalizzare i familiari che, spaventati della situazione che vivono in famiglia, si affidano, dicono questo, vabbè, questo non possono dire di no. Bene, perché sono anche convinti, cioè sono anche portati ad avere per anni degli incontri di cosiddetti, perché l'autoaiuto di cui ha parlato la Donatella è l'autoaiuto vero. Quello che loro danno non è l'autoaiuto verso i familiari, ma per il controllo della situazione. È quello. Per cui ci sono sì incontri tra familiari, incontri di autoaiuto, incontri di discussione, però perché? Per convincerli che loro quello che fanno è giusto. E lo dicono, cioè la cosa particolare è anche questa, che lo dicono, non è che sono persone che cioè, perché ovviamente c'è qualcuno che è polemico, si presenta in modo polemico, domanda, chiede, non è d'accordo, discute, no? Così. E loro dicono, in fin dei conti noi siamo pagati per fare fino a questo punto. Di più non facciamo. Grazie per questa. No, non è una polemica, è una testimonianza importante che ci fa dire che dobbiamo ricordare che le associazioni che nascono, le associazioni che nascono in maniera autonoma rispetto ai servizi, perché poi in Italia ci sono associazioni dei familiari e degli utenti che nascono dai servizi. Quindi quelle che nascono per volontà esclusiva dei familiari o delle persone che vivono il problema della sofferenza mentale, questa loro autonomia devono difendere, che è un'autonomia dai servizi, perché il ruolo è un altro, le responsabilità sono altre, e in modo particolare l'autonomia dalla politica, dal potere politico, dall'assessore di turno, dal direttore generale di turno. Questo è il ruolo fondamentale di un'organizzazione di cittadini che decide di mettersi insieme per portare avanti una battaglia sociale, politica, di civiltà e di diritti. L'autonomia, perché se tu sei realmente autonomo come organizzazione hai la strada aperta, no? Quindi puoi mettere in piedi le tue attività, le tue rivendicazioni, le tue lotte. Se tu non sei autonomo, tutto questo non lo potrai mai fare. Ecco, una delle caratteristiche dell'ASARP, ma dell'UNASAM e delle organizzazioni che aderiscono all'UNASAM è questa: mantenere il punto
dell'autonomia, altrimenti chiaramente non si va da nessuna parte, ti silenziano, è chiaro che ti silenziano, che non hai nessuna possibilità di contestare nulla, di rivendicare nulla. Quindi autonomia da tutti, in modo particolare non solo dai servizi con cui invece va sempre tentata la costruzione di un rapporto, ma un rapporto di scambio, di rispetto reciproco. Questo deve essere il rapporto, non di sottomissione. Questo è fondamentale se vogliamo vincere delle battaglie. Volevi aggiungere qualcosa? No, devi parlare per il microfono però. Cioè, appunto, Bianzi, Poi una cosa, aspetta, no, piccola non è, però comunque è abbastanza... parla sul microfono, se no Sì, non è una cosa piccola quella che appunto è importante dire, ed è questa, che questa diciamo, situazione è specialmente in Toscana, non so, io parlo della Toscana perché sono toscana, quindi di questa realtà, cioè insomma a un certo punto non posso parlare dell'Emilia Romagna, non posso parlare della Sardegna, non posso, cioè, assolutamente insomma. E appunto devo dire che in Toscana purtroppo c'è anche da parte della, l'ho detto anche prima, c'è un problema di carattere politico, perché si realizza poi fondamentalmente in una agglomerazione, da parte della politica, la ricerca e la strutturazione di un'agglomerazione di associazioni all'interno di un cosiddetto coordinamento regionale delle associazioni, in cui praticamente le associazioni veramente riconosciute come interlocutori sono quelle, le altre no. E allora, cioè, quando ci troviamo di fronte ad una cosa grande, no? A cui viene dato finanziamenti, vengono dati ascolto, viene dato strade, no? Da percorrere per entrare all'interno delle strutture amministrative, no? Eccetera. Come fai a un certo punto? Cioè, viene detto, abbiamo già dato a loro sono una vostra diciamo, creatura politica. E allora come facciamo? Cioè, è un problema veramente grosso, non è soltanto un discorso di... cioè, la lotta da parte nostra è stoppata fin dall'inizio, perché non ci danno autonomia. La lotta a livello più alto è anche quella stoppata perché c'è già un agglomerato grosso laggiù. Sì. Questo è il problema. Grazie. Ok. Grazie. Un certo effetto non capire bene. Da dove nasce ogni tua reazione? Che tu stai vivendo senza sapere mai nel suo profondo quello che sei. I mostri che abbiamo dentro, che vivono in ogni uomo, nascosti nell'inconscio, sono un atavico richiamo. I mostri che abbiamo dentro crescono in tutto il mondo. I mostri che abbiamo dentro ci stanno devastando. I mostri che abbiamo dentro, che vivono in ogni mente, che nascono in ogni terra, ci portano inevitabilmente alla guerra. Non dici la guerra. Io la guerra me la sogno tutte le notti. Avevo 58 anni, me ne sono fatte tutte le guerre. Unica di indipendenza, prima e seconda guerra mondiale, Vietnam, Iraq, Jugoslavia, Afghanistan, Palestina, Kurdistan, Ucraina. Un fatto bello è che non ho mai sparato a nessuno, mai. Ogni volta che nel sogno sto per sparare a qualcuno, il colpo si inceppa di casa davanti alla pistola, davanti al fucile. Giustamente il nemico Montici mi vede, si incattivisce perché dice tu vuoi mi sparare a me. E a volte faccio vedere io. Brandere, pum, mi spara ogni notte nel sogno. E ogni notte muoio nel sogno.
Se non è per il fatto che io soffro di insonnia, perché tutte le notte me ne vado a cuccare a dormire verso le 2 le 3 e giustamente chi si sogna pure sta bene si sceglie le armi migliori perché va a dormire prima di me, alle 10, alle 11. Io arrivo alle 2, alle 3 trovo tutto scatto e chi che si sogna a dormire prima di me. Però quello che voglio dire, facetemi una cortesia, andate a letto anche voi qualche volta un po' più tardi. C'è sempre questo pensiero, no, non vengo, si fa tardi, la sveglia domani mattina, hai mai lavorato in una fabbrica, hai mai lavorato, la sveglia domani mattina, non vengo stasera. Faccio tardi, non vengo. Sempre questo pensiero. E quindi ve ne andate a letto presto e vi scegliete le armi migliori. Se invece vi vado a cuccare, a dormire poco più tardi, ci attendiamo, non muoio sempre io. Se no, sforzatevi di fare sogni diversi. Basta questa guerra, basta. Poi io arrivo nel sogno, mi accorgo che non ti spari più, dico vabbè, è tutto finito, è tutto finito. E l'indomani finalmente mi sveglio senza ansia. Tutto capo non c'è guerra, tutto capo non c'è guerra, io sento stravizzata amore, io sento stravizzata amore. Anna Paola, grazie. Grazie Lisa, grazie Luigi. No, io anagraficamente non sono campano.